Ai ai ai, ai 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 ai. Tutti pronti? Esatto, ma veramente ci vuole un intervento divino, eh? Andiamo a parlarne insieme. Io sono onestamente costernato. Sono costernato, non vedo, cioè, noi abbiamo visto uno spiraglio, qualcosa di positivo, perché con l'Udinese molto bene, poi con il Lecce onestamente valutiamo anche l'avversario bene perché hai fatto 4 gol. Con Real abbiamo voluto vedere le cose positive di aver giocato contro il Real, fa parte del percorso, va bene tutto. Oggi un crollo verticale di tutto, cioè non dirmi che non ti aspettavi che la Fiorentina ti viene a prendere alto, perché così gioca la Fiorentina e concedono tantissimo là dietro. Dovevi giocarti la situazione di rischiare, magari partire un po' dal basso. Se riesci a fare un 1-2 te ne vai, ma poi devi essere bello convinto quando vai in avanti. E invece molte occasioni le abbiamo sprecate noi. Dopodiché loro, mamma mia, cioè, ci hanno fatto affettine, ci hanno fatto una testa così, proprio a livello tattico. Cioè, questa sarà una partita che riguarderò con proprio i pizzichi sulla pancia, riguarderò per capire a livello tattico. Perché si fa male Anghissà, metti Raspadori, è andato meglio il Napoli. Io voglio capire questo anche da voi. Se è andato meglio il Napoli con la cosa di... Non credo, perché il centrocampo comunque avevamo proprio grosse difficoltà. Poi lo metti a destra, poi lo metti a sinistra, poi hai spostato l'Insom a sinistra, poi Misachil, poi Luata a Simeo. Bravo Ludovico, bravo Alessandro Ludovico. Il centrocampo è una cosa seria. Sostituzioni a caso. Ed è inevitabile che tu mi dici così, caro amico mio. È inevitabile perché non l'ho capita. E se allora ci sono varie possibilità lì. Se tu l'hai studiata in un modo, tu dici Anghissà, ti manca Anghissà, metti Cajuste, l'abbiamo studiata bene, il gol è stato un caso, il Napoli si mette lì e recupera così come deve fare. Potevi anche pensare di dover avere un po' di pazienza, perché giustamente... Dove sta? No, ma io vi faccio sfogare, chiudo l'occhio sul politico, vi faccio sfogare tutti, adesso vi leggo uno per uno. Però ovviamente Ludovico mi chiede delle sostituzioni e io devo rispondere. Cajuste, se tu hai scelto che si gioca così, Cajuste. Poi, se invece vuoi avere una cosa, dice no, adesso dobbiamo recuperare, capisco il mettere la squadra, ma puoi mettere anche Elmas. Perché Elmas non può più giocare in questa squadra? Fatemi capire, che cosa ha fatto Elmas di male che non può giocare? Elmas ti garantisce la quantità, perché rincorre i giocatori fino alla nostra area, ti garantisce la quantità, ti garantisce che punta l'uomo, ti garantisce che puoi metterlo anche sotto punta e puoi metterlo anche dopo esterno quando vuoi sostituire un esterno. Niente, deve giocare per forza Raspadori. Quindi ha la possibilità Cajuste, la possibilità Elmas, niente, deve giocare per forza Raspadori. E non me la prendo nemmeno con Raspadori, perché lo metti in una condizione di non far bene, perché lo metti sotto punta così. Il pressing non era di tutti quanti bello armonico, bello fatto fluido, tutti quanti insieme. Hai messo un giocatore che volava così per il campo, poi dopo l'hai dovuto spostare. Allora, solo applausi per la Fiorentina, esatto, perché li dobbiamo fare gli applausi alla Fiorentina. Però Garcia non ci ha capito niente, ha tolto Simmer che era l'unico che stava mettendo tutta la grinta, un allenatore incapace. Al di là delle sostituzioni, amico mio, è anche simbolico, no? Togliere Simmer, che poi è uscito subito, è uscito dove
per guadagnare tempo esce dalla linea più vicina, non dice una parola, si toglie la maschera, aiuta anche i compagni, li incoraggia, quindi sotto questo punto di vista il caso quello lì è rientrato, no? Si è preso anche la responsabilità del rigore, l'ha tirato, l'ha segnato, ha esultato, quindi immagina, almeno diamoci delle certezze. Enrico, preoccupante situazione. No, ma è preoccupante, anche perché mo arriviamo sto leggendo 8 a tutti. No, impegnati, hanno dato il cuore. Ho capito qual è la tua provocazione, Luca, è perché giustamente per dare le responsabilità a Garcia. Io veramente voglio rivederla, perché poi quando diamo il voto a Garcia, io devo capire Garcia che cosa che se Garcia ha chiesto ai ragazzi pressione altissima, facciamo la stessa pressione della Fiorentina, ce la giochiamo, perché tanto loro partono da dietro, se fanno la pallata noi stiamo belli alti, Nathan e Ostigard di testa sono forti, accorciamo tutto, invece no, siamo sempre stati lunghissimi, perché Osimhen faceva la pressione da solo e la chiedeva, ora Osimhen la deve chiedere se l'allenatore non te l'ha detto, questo è un altro tema. Però era chiaro che così avevi perso tutte le tue capacità, tutti i tuoi punti di forza. È preoccupante. Un'altra cosa alla sosta, un'altra volta, dove noi mo facciamo le pulci a Garcia. Non lo so. Il fatto di Elmas mi sconvolge. Non lo capisco. Avrò io il debole per Elmas? No, abbiamo deciso che non ho io il debole per Elmas. Elmas è un giocatore forte che probabilmente meritava. Ma che sta succedendo? I popcorn. No, è giusto, almeno qualcuno si diverte. 100 like. Allora ragazzi, ricordatevi che i like sono per la mia persona, che invece di andare a mangiare i popcorn e guardarsi un film, sto qui a farvi sfogare e ad analizzare la situazione del Napoli. Ci sono 600 persone notturne, tutte collegate, volano le penne. Datemi 500 like di cortesia, per favore. Kajus al posto di Politano. Sì che non l'hai capito, Sergio. Il fatto è, tu metti Kajus al posto di Zielinski, perché Zielinski era ancora in campo, ma quando tu metti, cerchiamo di capire, cerchiamo di dire le cose come stanno, quando metti Kajus al posto di Politano è perché stai spostando Raspadori a destra esterno e stai rimettendo il centrocampo a 3. Perché? E secondo me Zielinski ha fatto una grande partita, però giustamente avevi messo il centrocampo a 2 con Lobotka e Zielinski, dove ovviamente rischi qualcosina, perché loro ti entrano da tutte le parti e Zielinski non ha le capacità di interdizione che poteva avere un Anghissà, che può avere un Cajuste e che può avere lo stesso Elmas, capiamoci. Zielinski è un giocatore sopraffino, è un giocatore che per me ha giocato anche bene e ha tenuto il centrocampo in mano con i suoi lanci e con le sue cose ispirate, però ovviamente a 2 con Zielinski lì, con una squadra che ti pressa così, che sta sempre in pressione in avanti, è un rischio troppo grosso. E non facciamo falli con i giocatori un pochino più di quantità, figurati se lo facciamo con Zielinski. Quindi per questo entra poi al posto, perché rimetti la situazione a 3, ma non era la partita che tu dici parliamo del modulo, il modulo è sbagliato, è proprio il piano gara che non lo capisco. Non lo capisco, forse lo capiremo. Olivera, amico mio, dove stai? Hai ragione, Francesco. Olivera, ma amico mio, è proprio quello che ci diciamo, è quello che ci dicevamo. La qualità, poi se Olivera fa pure l'errore, proprio quello là, l'infortunio tecnico, metti questo su questo, ma io non me la prendo lì perché quell'errore lo può fare chiunque, io me la prendo quando poi non hai nemmeno la qualità e nella spinta, perché non hai la qualità. Un paio di volte Kvara aveva fatto il movimento giusto e Olivera gliela dà male, non l'ha passata a Osimhen quando aveva fatto il movimento giusto, è lì che manca Olivera. E Olivera è un ragazzone che corre, che se hai un Marcantonio sulla loro destra magari ti può servire per i falli, ma questa è stata una scelta. Diego Pugliese: perso il primo tempo, ero al cinema per Apocalypse Now, visto solo il secondo tempo, l'orrore, eravamo i campioni, rinde meglio, perché poi giustamente Francesco richiama anche al fatto della maglietta che non ha portato benissimo. Io poi non mi ricordo se queste partite, se queste magliette celebrative portano bene, non ho ricordi ben precisi. In generale non mi pare di no.
Mi pare di no. C'era una, la più bella che io non ho poi mai visto, che fu utilizzata una sola volta, era quella della Lete con le fiamme, però con la Lete dorata. Fu utilizzata una sola volta, la partita di ritorno contro il Barcellona è stata buona. Era un peccato proprio perché alcune maglie potevano avere una migliore sorte. Comunque hai ragione, Apocalypse Now è quello che praticamente comunque è successo, solo il secondo dell'orrore. E i morti sono quelli rappresentati dalla maglia che... cerco di leggervi il più possibile, ragazzi. La larghezza è chiaro, che è chiaro, l'ampiezza ci manca sempre, questo non è dubbio, ma quello ti manca in generale. E chi è che ti allarga le maglie? Te le allarga Lozano. Poi, perché per me è importante sottolineare anche le cose come stanno. Nathan lo stiamo vedendo molto bene, una delle cose più positive di questi nuovi acquisti, così Cajuste e Benino adesso non bene oggi, così. Lindstrom è un acquisto che non sostituisce Lozano. Quando abbiamo avuto delle perplessità e abbiamo detto guardiamo gli highlights di Lindstrom, guardiamo le caratteristiche di Lindstrom, guardiamo Lindstrom in nazionale, guardiamo Lindstrom con Francoforte, non è un ala destra, non lo è mai stato, lo puoi adattare lì perché essendo un trequartista che ogni tanto va a prendersi lo spazio dove lo trova, può finire anche lì. Il cross non è la sua cosa preferita, ha lo spunto e il dribbling, oggi sembrava Ignazio Pia. L'hai dovuto mettere a sinistra perché si adatta di più Kvara probabilmente a fare quella cosa lì, e a destra non funziona Lindstrom, non può funzionare. Quello che invece ama stare sulla linea laterale, così non c'hai un altro avversario pure di fronte e puoi fare anche un cross interessante, è Kvara. Quindi Garcia tutte le responsabilità, ma hai parlato, Meluso ha parlato con Garcia, Meluso ha detto allora ci serve, vendiamo Lozano, uno con quelle caratteristiche là che allarga. Lozano contro la Fiorentina, io me lo ricordo che segni spesso, e contro la Fiorentina è uno di quelli che va e potevi pure sfruttarla la pallata perché ti vengono a prendere alti, se lo fai bene l'attacco alla profondità con Osimhen e Lozano è un'altra cosa. Allora rendiamoci conto anche di come è stata costruita questa squadra, perché va benissimo dare le responsabilità a Garcia, le responsabilità ai singoli giocatori, perché poi dobbiamo parlare di Meret, perché poi possiamo parlare del gol mangiato da Osimhen, possiamo parlare di tutto, però a monte a me mi sembra che è stata costruita un po' a casaccio questa rosa. Cioè, cerchiamo di capire, perché l'anno scorso era un cambio logico. Politano se vuoi fare quella cosa lì, Lozano se vuoi fare l'altra cosa, si dividono i minuti e c'hai sempre uno fresco là. Kvara era overperformante e si dividevano bene i minuti anche Oliveira e Mario Rui, perché nessuno è eccezionale rispetto all'altro. Quest'anno stiamo vedendo che Oliveira è titolare inamovibile, perché è titolare inamovibile, e spero che non ci siano perché adesso parlerà di nuovo, lo chiameranno di nuovo e parlerà e dirà pure cose giuste, perché è facile dire cose giuste adesso quando Oliveira è disastroso. Dirà che Mario Rui deve giocare, che non esiste proprio, che quello non è d'accordo con lui, e si crea il caso. Quindi io per questo avevo detto fallo giocare Oliveira oggi, che non c'è nemmeno Nico Gonzalez, fallo giocare oggi a Mario Rui. Oggi doveva giocare Mario Rui, era nella logica delle cose, quindi io spero che non sia stata pure una cosa di ripicca, ah sì, tu parli, tu piangi per il tuo assistito e io faccio giocare un'altra partita Oliveira, perché sarebbe è controproducente. E dobbiamo pensare al bene del Napoli, Allora, volano i messaggi e vi chiedo scusa, siete 800, ci vogliono 500 like. Lezione di italiano. Bella, poi potrebbe essere anche una battuta. Ha dimostrato che puoi giocare anche giovedì, ma se fai girare il pallone e sei organizzato fai stancare gli avversari. Messaggio perfetto, perché c'era anche questo da considerare, dovevano essere più stanchi loro di noi, e l'avete vista la partita col Ferencváros, come si chiama, che la squadra gli ha fatto 2 gol, il Ferencváros gli ha fatto 2 gol, stavano per fare il terzo non so quante volte stavano per fare il terzo la squadra del Ferencváros, e noi un gol sul rigore perché ci hanno dato il rigore, altrimenti su azione non segniamo. Volano i messaggi, vi chiedo scusa. Allora, no, Alessio già l'ho letto.
Stasera nemmeno voglio sentirlo in conferenza. In ogni caso, forza Napoli sempre. Sergio, lo dobbiamo sentire. Mettiamo tutto sul piatto, Gargarozzo. Veramente tutto sul piatto, perché è silly, è sciocco individuare un solo problema. Perché quando le cose vanno male così, devi individuarne tanti e devono essere presi in considerazione seriamente. Serve serietà. Fammi vedere, perché sta volando tutto. Allora, il centrocampo è una cosa seria. Il primo tempo, eccolo qua, Paco. Lindstrom preso per il mancato acquisto di Veiga. Paco, tu hai ragione, da vendere. Io ve l'avevo detto, penso che tu stai venendo a me con questo messaggio, perché quando non c'è Veiga tu avevi individuato un personaggio, perché tu dici mi arrivano i soldi di Zielinski, individuo uno che gioca nella cosa di Zielinski, benissimo, Zielinski non se ne va più, allora ok, vediamo se stai alle mie condizioni, l'acquisto mi sembra comunque in prospettiva un buon acquisto da fare, mi varrà più, e poi lo utilizziamo come sostituto di Zielinski parte da titolare e se lo merita. Ah, non si fa più Veiga, benissimo, non ci interessa. Andiamoci a prendere quell'altro che stava sul taccuino di Micheli, che è uno che probabilmente esplode quest'anno, esplode l'anno prossimo, e ti sei andato a prendere a uno adattandolo, perché lo hai adattato, e non ha senso tatticamente, in questo momento non ha senso. Poi dopo si pronuncia, fammi vedere come lo stavate dicendo, si pronuncia Ferencvaros. L'ho perso. Vabbè, comunque sì, voi lo sapete come si dice. Ecco qua, Ferencvaros, squadra storica e blasonata di Budapest della Mitteleuropa di altri tempi, dell'Ungheria eroica degli anni 50. Bravo Luigi. Allora, buonasera Valerio, il like è sempre solo per me, il tuo è tanto, lo so Flavio, lo so. Stasera abbiamo giocato 90 minuti come 45 del secondo tempo con la Lazio, atteggiamento per me indecoroso di chi è sceso in campo. Oggi almeno 8 Anghissà, Sandali in campo. E DP, mettiamoci anche questo, io non posso escludere che i giocatori non stiano dando il massimo, non lo posso escludere. Io ho visto, se le pigliamo poi uno per uno, secondo me Di Lorenzo è esausto. Secondo me Di Lorenzo è assolutamente stanchissimo, si vede che non sta più andando. Poi è chiaro, una volta con Politano, una volta con Raspadori, devi capire che tipo di giocatore, però non è il Di Lorenzo che conosciamo noi, E non metto in discussione il suo attaccamento e la voglia di fare. Secondo me è stanchissimo. E qua ritorniamo al discorso Zanoli, perché sul 4-0 o sul 4-1 con il Lecce non può giocare. Lì ritorniamo là, perché adesso Di Lorenzo va un'altra volta in nazionale, fu capitano della nazionale e ne gioca altre. Quindi mettiamocele tutte le cose. Osti, Cardinate, secondo me si sono impegnati. Olivera con l'impegno, ci sono dei limiti. Anche sa, poco tempo onestamente per giudicarlo. Secondo me Lobotka la voglia ce la mette, non è che però c'era una talmente tanta confusione a centrocampo, ragazzi, che io li ho visti tutti sfilacciati un'altra volta. Quindi l'atteggiamento sì, ma l'atteggiamento te lo dà anche la tattica. Magistralmente, peggior partita dell'anno prima della sosta nazionale, pronti a 2 settimane di Fegano amaro ovunque. Esatto, Anonymous. Poi capita spesso questa cosa qua, Quindi il discorso che faceva DP, magari sul mancato impegno, che però, vi ripeto, preso singolarmente non sono sicurissimo, però sai, è chiaro che tu per fare le cose che devi fare ci devi mettere il doppio del 100%, il 100% alle volte non basta quando c'hai un avversario motivato, e c'hai avuto l'avversario motivato che ha fatto la sua partita e devi metterci qualcosa in più, e può essere pure che prima delle soste che ci sta qualcuno che dice ma io già in vacanza, ma che tenga. Allora vola tutto, 4 falli. Fin dall'inizio la partita sembrava corressero a vuoto, esatto, e ti fanno correre a vuoto loro, perché ti fanno correre a vuoto loro cambiando sempre le posizioni. L'avevamo visto tatticamente, che comunque Italiano è un allenatore che ha delle idee interessanti. Contemporaneamente queste idee interessanti, quest'anno loro stanno creando meno di quello che creavano l'anno scorso. Se andiamo a vedere gli XG totali della Fiorentina, stanno facendo dei gol difficili. Ne sta facendo molti Nico Gonzalez, altri Bonaventura, eccetera. Stanno facendo dei gol difficili, quindi non stanno creando tutti i presupposti che per esempio crea Palladino, per capirci, no? Come XG. Di conseguenza
non creano tanto, hanno la proposta, buttano avanti anche i difensori e sono molto vulnerabili in difesa. Siamo stati capaci di non essere pericolosi con una squadra che subisce tanto. ADL sulla coscienza il cambio di Raspadori nel primo tempo? Domanda interessante. Comunque contro il Verona se recupera deve giocare con Lini, bisogna cominciare a mettere pressione a Meret, mi sa di one season wonder. One season wonder è un tema, perché chi deve difendere a tutti i costi Meret a spada tratta dirà sempre l'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto con Meret, non c'è problema. Dobbiamo mettere un attimo di fronte anche i tifosi di fronte alla realtà. Questo gol, per esempio, sul suo palo, in mezzo alle gambe, devi chiudere prima. Non lo so tecnicamente, non lo so, non sono portiere. Fatemi parlare da chi è portiere. Però onestamente ogni tiro è gol e non può essere sempre un'incolpevolezza. Vuol dire che ci si sentono meno sicuri anche i difensori e indietreggiano sempre di più per indietreggiare e li fai arrivare in porta. Vuol dire che ti fanno gol facili, da XG alti. Non è possibile. Ritorniamo ai capitoli. Raspadori un jolly, ma non era Elmas. Ora tocca a Raspadori. Però non lo so se Raspadori sta avendo onestamente il rendimento di Elmas quando giocava a jolly, perché Elmas veramente lo potevi mettere dappertutto e ti portava la partita a casa. Raspadori, secondo me, ti porta la partita a casa, la prestazione a casa, se lo metti vicino alla porta, perché devi avere la possibilità di sparare. Non ha lo spunto in dribbling, non ha la velocità in allungo e non lo devi mettere sulla fascia. Non mi convinci. Allora, vi leggo. Il vero problema è che Garcia non è empatico e lo si nota anche dalle reazioni dei due calciatori sempre moderati come Kvara e Politano, ma in tutto ciò Elmas che fine ha fatto? Di Elmas stiamo parlando. Non è empatico. Guarda, può essere questa cosa, Massimo, può essere che uno non si prende, non si crea quella chimica tra squadra e allenatore, può essere. A me questo prendetela con le molle, nel senso che ci saranno sicuramente allenatori bravissimi che si siedono in panchina a prendere appunti. Uno è Maurizio Sarri, sicuramente un allenatore bravissimo che però mi è scaduto proprio come persona, quindi non lo considero più. A me non convince l'allenatore che si siede e si segna lui le cose. Dovresti avere uno del tuo staff che sa come la pensi e che sa di cosa tu hai bisogno poi di studiare poi in successivo. Anche se onestamente sono 90 minuti, te la rivedi, cioè, perdi un'ora e mezza, te la rivedi e ti segni le cose che poi devi parlare con i giocatori. Che tu ti segni in partita, che t'assietti in banchina e ti scrivi le cose. Io mi devo scrivere le cose perché non ho memoria, ma tu devi stare là con i giocatori, con la squadra, devi vivere la partita, devi sentirla. Io preferisco questi allenatori qua. Italiano, guardate come a Lucca, come è un dannato. Dà fastidio Italiano che a Lucca o sta sul pezzo? Perché poi se dobbiamo parlare, tu urlava sempre. E Spalletti non urlava sempre. Spalletti non stava in campo e si faceva la vena tanta quando non gli piacevano i movimenti di Osimhen, quando gli doveva richiamare anche gli stessi Kvara, Lobotka, eccetera, eccetera. Spalletti lo faceva. Quindi si può vincere in quel modo. Si può vincere anche sedendosi in panchina e scrivendo? Sicuramente sì. Questo Napoli probabilmente no. Ma questa è una cosa mia, che non è una verità calcistica. Sicuramente ci stanno allenatori bravissimi che si siedono e scrivono. Volano tutti i messaggi che, mamma mia, scusatemi. Non si incoppano i singoli se sono pilotati da un mister incompetente che non sa fare tattica né pressing né nulla e che se con Garcia prendere o lasciare. Meret comunque non gioca manco in B, scempio. Chef troppo tranciante come al solito. Io capisco la freva, però manco in B non è una cosa che non è bello dirlo. Sta avendo dei problemi, ci crea dei problemi, sicuramente sì, ma nella trancianza adesso non vi posso nemmeno fermare, perché sarebbe assurdo fermarsi. A parte tutto, vedere il nostro Napoli così fa veramente male. Con lo scudo al petto non c'è una reazione, non c'è gioco, non c'è grinta. Davvero oggi abbiamo rispecchiato tutte le insicurezze di Garcia. Giroud in porta, no, lo sapevo che usciva. Dove sta scritto Antonio? Lo sapevo, l'ho pensato subito, perché poi è chiaro, è chiarissimo che quella partita, se uno la va a vedere nello specifico, l'ho riguardata. Io ho fatto uno short su Genoa Milan e dico non l'ho visto bene, perché effettivamente
quel replay, quelli che ci hanno fatto vedere al momento in diretta non erano chiarissimi, bisogna essere onesti, però poi la lente di ingrandimento ti fa vedere proprio che è bicipite, gol annullato, continuiamo a giocare. Poi dopo loro si vogliono lamentare che Leao lanciato in contropiede, tu fermi il gioco per ammonire e per espellere il portiere. Io credo che da regolamento doveva essere così, perché poi porta un'espulsione, ma non ha importanza, perché non si arriva proprio a tutto quello, non si arriva proprio a tutto quello se non lo fa. Ovviamente, qual è la storia che passa alla storia? Passa alla storia che Maignan è pazzo, che si fa espellere perché doveva essere espulso, e trovano addirittura Giroud che fa l'intervento decisivo con grande coraggio, occhi chiusi, come va e va. E alle volte queste sono delle cose che ti cambiano una stagione, perché loro vanno in fiducia, ma si sono dimenticati del derby perso male. L'Inter perde terreno, aveva steccato la partita, tutti quanti che mi scrivevano in privato che ce la possiamo giocare, no ragazzi, l'Inter ci ha guadagnato un punto, ci ha mangiato un punto con il pareggio con il Bologna. Il Milan 3 punti, la Juventus 3 punti, la Fiorentina 3 punti, potevamo approfittare anche della sconfitta dell'Atalanta, niente, male, oggi troppo male. Cercare per forza di valorizzare Raspa a destra vuol dire appunto non valorizzarla, esatto, fai peggio. Il bello che tutti lo sappiamo tranne Garcia, perché se non è così allora è malafede. E come faccio a darti torto, Antonio? Non lo so. L'acquisto di Linson non ha molto senso sia Elmas e Raspadori nello stesso ruolo. Non solo nello stesso ruolo, Jacopo, ma anche con le stesse caratteristiche. Perché entrambi, anche Elmas è adattato a destra. Anche Elmas poi lo ha fatto bene, abbiamo negli occhi le prestazioni, per esempio come quella contro la Juventus, dove Zielinski gli dà la palla, Elmas mette un cross morbidissimo da esterno destro puro e Raspadori, che è in aria, perché là deve stare Raspadori, sinistro di prima, gol con la Juventus 0-1 al 94esimo. Abbiamo negli occhi, quindi Elmas ci ha fatto vedere delle cose, ma lo stesso Elmas è un po' adattato lì, lo devi mettere sotto punto, un po' spostato a destra, lo puoi mettere in mezzala alla Zielinski. Raspadori e Lautaro Martinez lo devi far fare l'attaccante a 2, a 1, gli devi far fare l'attaccante. Insistere in questa cosa qua, Lindstrom è forse come spunto, avendo lui lo spunto magari sul veloce che abbiamo visto negli highlights, potrebbe farlo, ma ci devi lavorare talmente tanto per renderlo poi un'ala destra pura che non tenimo tempo, non c'è proprio il tempo per farlo sicuramente. Siamo allo scatafascio, stop. Conte dopo la Lazio, sì, ho capito, se fosse stato allenatore del Napoli se li sarebbe mangiati, e questo saremmo 3 punti sopra il Milan. Questo saremo 3 punti sopra il Milan è una cosa che non ha senso, perché non lo puoi mai sapere, però è chiaro che la riflessione resta in piedi. Conte te lo devi dimenticare perché guadagna troppi soldi, perché significa cambiare mentalità a una squadra, è difficile farlo in corsa, serve il tempo che ci vuole a tutti quelli che poi devi cambiare le cose in corsa, non sempre funziona, è chiaro che in questo momento le perplessità arrivano. Un allenatore come Conte con De Laurentiis non dura, prima di tutto non viene, se De Laurentiis decide improvvisamente di chiamarlo, Conte non viene, serviva un altro tipo di allenatore. In questo momento ci eravamo un attimo calmati perché avevamo visto dei miglioramenti proprio veri di gioco, no? Al di là dei risultati, dei miglioramenti, perché noi veramente non siamo risultatisti. Contro il Braga era ancora Garcia out, vincere col Braga non ci aveva tolto le paturnie. Già, la sconfitta con Real Madrid qualcosina l'avevi visto, bene, male con la Fiorentina, troppo male. XG 1,77 sia per Napoli che l'Aveo, risultato 1-3, com'è? Quindi parità assoluta, amico mio, parità assoluta, com'è? E te lo dico com'è, perché la Fiorentina fa gol, sono più cattivi rispetto a quello che creano. Fiorentina XG, facciamo vedere proprio per la verità, per amore di verità e di cronaca. Consideriamo però nella logica dell'analisi di questi XG che 0,76, 0,77 per il Napoli sono dal rigore,
ovviamente, mentre lo stesso tipo di stella arriva dal gol di Nico Gonzalez, che sta solo lui e il portiere. È chiaro, no? Il gol di Brecalo è una stellina piccolina, la vedete qua, no? La vedete la stellina piccolina di Brecalo. Il gol di Bonaventura è comunque un rigore in movimento, quindi ti crea parecchio. Il Napoli crea tanti pallini piccoli. Ah, già sfugà, lo sai che non sono risultato triste, ho detto che non era la nostra serata, esce Anghissà, mette Raspadori, non lo voglio più vedere, poi mette Caiusto togliendo il migliore, Politano, Elmas e Gaetano, poi toglie Osi, basta, Gassi out. Ma lo capisco, amico mio, io non posso darvi torto, vorrei solamente farvi riflettere che è arrivato il tweet di... Ecco, diciamo le cose serie, perché non vi posso illudere, Alessio De Laurentiis ci sta pensando. Ecco, non voglio, perché molti poi giornalisti che fanno l'analisi del Napoli illudono i tifosi e dicono forse hanno avuto un colloquio, forse sta pensando a questi nomi. De Laurentiis ha detto bravi tutti, poi si è preso anche, vi ricordate il bravi tutti arriva col Bologna, noi non eravamo contenti col Bologna, bravi tutti, poi si è preso il merito di quel bravi tutti, no? La partita successiva, veramente bravi tutti, veramente siamo ripartiti da Bologna, eccetera eccetera. È arrivato il tweet presidenziale? Chiedo per sapere se è arrivato il tweet presidenziale, per sottolineare questa sconfitta e per analizzarla. Lui la analizza a caldo, noi ne stiamo parlando a caldo, domani noi la analizziamo a freddo. La questione è questa, non voglio che i tifosi pensino veramente ci sta pensando, perché ricordiamo quello che Garzia ci ha sempre detto: primi 4 posti, non si lotta per nessuno scudetto, nessuna cosa, primi 4 posti. In questo momento, se tu guardi il primo posto, siamo lontani, troppo lontani, perché 7 punti dal Milan, troppo lontani. Per il quarto posto 3 punti, fammi vedere un attimo la classifica che non la volevo vedere. Adesso la Fiorentina ci ha scavalcato, giustamente. Table, esatto, il Napoli sta a 3 punti, lo scontro diretto perso, sta a 3 punti, la Juventus ha vinto, hai l'Atalanta dietro a 13, hai il Monza a 12, forza Palladino, mamma mia come mi piace Monza, forza Palladino e Frosinone, quindi il Napoli ha 2 punti più di Monza e Frosinone, Monza, Frosinone e Lecce, mamma mia, quindi siamo a 3 punti. De Laurentiis è tranquillissimo, non ci pensate. Ancora niente su Twitter, non ci pensate proprio. Loro 3 tiri in porta, 3 gol, noi 4 tiri in porta, 1 gol, la differenza sta lì. Garzia non ha colpe totali, non è un fenomeno, ma qua il problema è che qualcuno non sta rendendo al top. Sul non rendere al top, senza dubbio, li devi mettere in condizione, senza dubbio, però me la devo prendere con Osi? Possiamo prendercela con Osi, quel gol lo deve fare lui a Terracciano, non esiste, perché sei stato tu bravo che te lo sei creato, hai quella zampata, tu ti sei preso un rigore che probabilmente molti non potevano prendersi, ti sei preso quell'occasione sul loro, ci hanno dato dei regali. Il problema, caro Luigi, è che senza questi regali il Napoli in porta non ci arrivava, qua devi riflettere, perché arriva il regalo, perché Parisi decide di darla di petto e quindi Osimhen ti purga perché ti prende il pallone, ti dà il regalo quello perché Kayode fa male la rimessa laterale, sembravamo noi con il Sassuolo. Senza questi 2 regali a 1,77 tu non ci arrivi mai di XG creati. Poi le altre situazioni, il tiro di Lobotka parato, bello ma centrale, qualche altra cosa, un paio di parate di Terracciano, ma onestamente non lo so. Liberato, secondo te un 4-3-2-1, 4-3-1-2 può essere la soluzione? Secondo me, se non si cambia piano gara, se non si cambia quello che dici di fare ai ragazzi, perché il discorso era, siamo tornati a fare il gioco dell'anno scorso, il modulo veramente c'entra pochissimo, ragazzi, può centrare poco, perché se passi a 1-2 è molto diverso da 4-3-2-1, è molto diverso, perché hai 2 punte centrali. Allora, se hai 2 punte centrali e un trequartista, devono fare tutto un lavoro diverso i terzini, lo possiamo analizzare, è interessante, però devi fare un discorso completamente diverso, che il Napoli non fa, e che non ha mai fatto, e che non ha fatto nei 2 anni con Spalletti. 4-3-1-2 vuol dire che hai, diciamo, Simeone e Osimhen davanti, o anche Osimhen e Raspadori che fanno le 2 punte.
Dietro c'hai un trequartista che può essere Lindstrom, che può essere Elmas, che può essere Zielinski, che può essere lo stesso Raspadori, ma i tre devono coprire, perché se fai il famoso rombo, no? Quindi Lobotka, uno e un altro e poi il trequartista, i tre devono coprire e non c'è l'ampiezza. Chi la deve fare l'ampiezza? Perché poi fai come il Real Madrid, devi avere però dei giocatori che ti giocano in un certo modo. Quindi o le due punte la fanno come Vinicius Junior e Rodrigo, la fanno Kvara e Politano e quindi scompagini tutto, ma l'ampiezza te la devono garantire i terzini. Vuol dire che tu punti fortissimo sul fatto che Di Lorenzo, invece di andare dentro, deve stare sull'esterno, altrimenti hai perso completamente l'ampiezza e scendono i loro terzini, scendono a fiotte e non li fermi più, perché se poi Anghissà deve scivolare sull'esterno si crea il buco di nuovo a centrocampo e non hai risolto niente. 4-3-2-1 con i due trequartisti dietro la punta cambia pochissimo, perché sono semplicemente gli esterni alti che stanno un po' più al centro, ma cambia poco rispetto a quello che si fa. Di conseguenza, ragazzi, sì, si può cambiare, tutto può essere fatto, ti puoi mettere anche 3-5-2, tutto può essere fatto, però è una squadra che non è abituata a farlo. Puoi studiare durante la sosta, vanno tutti in nazionale. De Gea svincolato. Avete visto che cosa come si chiama? Boateng ha fatto i provini con il Bayern, ha detto no, forse è meglio che non fa niente, perché lo volevano riprendere, no, abbiamo pensato forse è meglio di no. E meno male che Nathan aiuta buono, altrimenti staremo parlando anche della difesa. Secondo me stanno programmando il mercato di gennaio con Meluso arrivato tardi d'estate. È una bella storia questo, e mi dovessi spiegare il perché poi. Vi dovessi spiegare perché Nathan arriva tardi, Lindstrom arriva tardi, Meruso arriva tardi, perché ti vuoi rifare a gennaio quando tu sapevi benissimo che Giuntoli se ne stava andando, hai tirato la corda un po' fino alla fine, ma Giuntoli non stava lavorando per te più, perché si era chiuso quel rapporto, e quindi si parla con Meluso a gennaio. Vabbè, e vediamo. Nel frattempo però stai perdendo dei punti che non tornano più. Stai perdendo dei punti che non tornano più, e mi pare di aver visto il Falanga, eccolo qua. Stasera ho visto cose che sanno di grossa involuzione rispetto alla partita con Real, ed abbiamo incontrato una squadra che non è il Real, con un giorno di riposo in meno. Garcia l'ha sbagliata per me, e non c'è un'analisi, è la famosa analisi logica. Me la ricordate l'analisi logica? Soggetto, verbo, complemento, l'analisi logica. In inglese non la sanno fare l'analisi logica. Chiedo a tutti, loro non sanno dopo qual è il verbo. Comunque sì, Garcia l'avrà preparata, ma l'avrà sottovalutata, non lo so. Però quello che è vero è che ci hanno la sensazione, io poi andrò a rivedere i numeri per essere preciso nell'analisi, però la sensazione è che non ci hanno fatto capire niente. Cioè che il loro pressing alto funzionava bene, il nostro no. Quindi ti mettevano in difficoltà, tu non riuscivi a sviluppare per bene, ogni tanto provavi la pallata, nemmeno l'hai provata bene, nemmeno ha funzionato sempre, però quando provi la pallata devi essere pronta a farla la pallata. Secondo me, quello che ho visto, perché ho visto un po' di più di ho visto un po' di più di partenza da basso, il che non è, secondo me, un'idea sbagliata quando la Fiorentina ti viene a prendere così alto, perché se funziona la partenza da basso, se stai bene con le triangolazioni, te li fai, perché il Napoli è andato un paio di volte in scioltezza in avanti, e non dico la superiorità numerica, ma con loro che dovevano scappare, lì che dovevi approfittare, e non siamo stati nemmeno in grado di farlo. È veramente un peccato. Non ha visto le partite, non lo so, cioè, ovviamente è chiaro che mo questa battuta su Garcia se l'è chiamata lui, in conferenza lui ha detto la conosciamo bene la Fiorentina, sappiamo come gioca. Poi Biscotti, ma no, hai ragione hai ragione Catella, dobbiamo vincere altrimenti vi diamo i biscotti, e tutto l'ambiente avrà i biscotti da zuppare. Il calcio di Garcia, buttare palla avanti e correre, non una singola triangolazione, giocatori messi a linee sia in difesa che in attacco, un po' piatti, no vale, non lo puoi mai sapere, no, con Conte peggio di Garcia, diciamo che almeno di cose improbabili a livello astronomico Apocalipsi avrebbe fatto meglio, a livello di soldi lo potevamo prendere, no, a livello di soldi che puoi prendere, amico mio, Francesco, devi rivedere
devi rivedere la storia di De Laurentiis da prima che vincessimo lo scudetto. L'obiettivo di De Laurentiis era abbassare tutti gli ingaggi perché non possiamo sostenere, il fatturato non ce lo permette, c'è stato il Covid, dobbiamo abbassare gli ingaggi, abbiamo vinto, benissimo, così si vince, continuiamo ad abbassare e prendi un altro allenatore, non dico a buon mercato, ma che sicuramente non ha gli ingaggi degli allenatori top. Poi Conte è pure uno che, nonostante l'ingaggio top, nonostante molto spesso la squadra top viene meno e attacca la società in conferenza senza problemi, era silenzio stampa immediato con io capisco perché esce Conte in mezzo, perché è quell'allenatore con la grinta che sembra che trascina lui la squadra, sicuramente spompa i propri giocatori, tu risolvi le cose e poi magari se ne va quando sa che non possono dare più niente. Capisco perché esce questa cosa, ma non era proprio compatibile col profilo del Napoli, al di là del modulo, al di là di quello che ti chiede, sono incompatibili lui e De Laurentiis, non poteva mai funzionare. Garcia in conferenza ci ha fatto sentire delle cosucce, dice ma De Laurentiis sei ambizioso, mi fa la squadra per essere ambizioso, e invece abbiamo capito che le ambizioni di De Laurentiis era di galleggiare su quel quarto posto, non era di vincere un altro scudetto, perché non ce l'ha manco detto quest'anno, non si poteva dirlo, no? L'anno scorso vi ho detto che faremo di tutto, quest'anno non ha preso la parola il 12 agosto quando ci doveva dire gli obiettivi della squadra, non ha preso parola, di conseguenza abbiamo capito, ce lo ha ripetuto, non è che dobbiamo capirlo noi un dei puntini, ce lo ha ripetuto ogni piezo spinto Garcia, quello è l'obiettivo, sperando di fare cose buone in Champions, perché comunque ti porta ranking, ti porta soldi in Champions, e vediamo che cosa, ma il progetto è sempre abbassare gli ingaggi, non alzarli, abbassare. De Laurentiis fa lo sforzo da 10 milioni a Osimhen, dove stanno? Osimhen non ha voluto accettare, ho capito, allora somiglia un po' a quello che tu volevi offrire a Mertens e non gli hai offerto, quello che volevi offrire a Koulibaly e non gli hai offerto, eccetera eccetera eccetera. Mi sembra, ho la paura, perché poi non solo Osimhen ma anche Zielinski, allora io voglio capire se questa era un'altra di quelle offerte date a qualcuno dei giornali, scrivete così che mo stiamo chiudendo con Osimhen, oppure c'era effettivamente l'intenzione di rinnovare, perché ad oggi non ho visto nessun rinnovo di quelli là che influiscono sui giocatori pesanti. Ho visto i rinnovi facili, ho visto il rinnovo di Raspadori, ho visto il rinnovo di Mario Rui, di Di Lorenzo, ma non ho visto i giocatori quelli là, quello in scadenza, Zielinski, quello voluto da tutti, Osimhen, o quell'altro che è un pallone d'oro, che è nominato al pallone d'oro, che è Kvara. Non ci sono stati, quindi non c'era la voglia. Gallardo, io lo capisco, Michele, che tu dici Gallardo, è chiaro, è un allenatore Gallardo, è un allenatore che entusiasma, è un allenatore che Gallardo, però ci ha fatto sapere Fabrizio Romano, e ci vogliamo fidare di Fabrizio Romano, Gallardo rifiuta piazze che non sono top piazze europee, cioè Gallardo si vede per esempio ad un Barcellona, si vede in una squadra, un Manchester United, si vede in una squadra bella pesante, altrimenti non la prende proprio in considerazione una piazza un pochino più piccolina, e in questo momento il Napoli è da considerarsi una piazza più piccolina, senza offenderci, non ci dobbiamo offendere. Avete guardato il documentario su Netflix su Beckham? Fatemi sapere questa cosa, lasciate il like, perché se arriviamo a 700 like io vi faccio il mini documentario su Beckham. È bello, perché ti fa capire tutta una serie di cose. E Beckham che poteva andare al Barcellona, che era stato venduto praticamente al Barcellona dal Manchester United, poi andò a finire ai Galacticos e tutte le altre cose, però ti fa capire anche la potenza di alcune squadre e il fascino che hanno alcune squadre nel panorama internazionale, perché poi quando Capello, che lo allena al Real Madrid, poi va a allenare l'Inghilterra, gli dice ma tu sei andato a Los Angeles, ma sai che c'è di nuovo, se tu vuoi riprendere la nazionale devi andare al Milan. E infatti Beckham va al Milan per farsi quel piccolo periodo. È un bellissimo documentario, lo voglio rifare. Chiamate Mazzar. Di Lorenzo è stanco, sono d'accordissimo Lucio, secondo me è folle non vederlo, bassa qualità tecnica da parte di tutti, si rischia compresa
Zielinski compreso è una notizia. Zielinski secondo me è andato in crescendo oggi, però tanto, Gabriele, se tu parli di qualità tecnica, cioè di errori di passaggi elementari, sì, ne abbiamo visti parecchi passaggi sbagliati. Mo mi ricordo bene Massimo, giusto? Massimo Portogallo Fogliù. Scusate se insisto, ma stiamo perdendo in casa. Allora perché non fare entrare Simeone prima? Ah, tu dici, ma perché tu parlavi di Simeone padre all'epoca, nell'ultima live. Invece tu adesso parli di Simeone figlio. Simeone che viene pure intervistato nella cosa, perché la storia di Beckham è molto legata al Ciolo Simeone. Sono bloccato con Beckham. Tecnicamente non c'entra, è più un problema mentale. Oh no, parole di Garcia. Non dire così! Secondo me cambia poco 4-3-2-1. È evidente che l'allenatore non gode della fiducia dello spogliatoio, vedi anche reazione di Politano. Se rimane Garcia sarà uno stillicidio. Lo so, Nicola, lo so. Manca l'apporto dei due crack della scorsa stagione. Senza i loro gol e le loro giocate non c'è quel tot in più che ci fa salire di livello. Ma anche il rinnovo di questi due può incidere. Allora, quando tu parli dei due crack, Valentino, mi parli di Kvara e Osimhen probabilmente, però un altro dei crack, in realtà i due crack del Napoli erano Kim e Kvara, perché il Napoli aveva lo stesso impianto dell'anno precedente, sempre con Spalletti che ha un anno in più di esperienza, che ha capito tutti i suoi problemi, ha capito come si muove l'ambiente, come si muove la squadra, le dinamiche dello spogliatoio, capisce delle cose, le sistema, inserisce in quella macchina che andava bene ma che non era perfetta, inserisce Kim e Kvara, che subito performano alla grande. Ora Nathan ci sta pure piacendo così, però Kim aveva un impatto anche sugli altri, secondo me, cioè Nathan si sta imponendo, però è comunque un ragazzino, e in campo un altro vicino, un Rachmani vicino a Nathan, dice io ho vinto lo scudetto, tu mo sei arrivato. Mentre un Rachmani secondo me vicino a Kim era sì, facciamo come dici tu perché questa aggressione funziona, eccetera eccetera. Quindi Kim ti aveva dato quella forza anche totale difensiva e di impostazione. Ora Nathan sta crescendo, può inserirsi una cosa, però non ti dà secondo me quel plus valore che ti aveva dato Kim, perché poi si inserisce al posto di Koulibaly. Kvara aveva subito performato bene, era la novità che scompagina tutto. Per quanto riguarda Osimhen il suo lo sta facendo. Siamo a 8 giornate e Osimhen ha fatto 6 gol. Il suo, secondo me, Osimhen lo sta facendo. Poi ci sono altre problematiche, ovviamente, di contorno che si fanno sentire e le abbiamo analizzate bene. Però a questo devi far girare tutto in maniera molto più organica, perché in questo momento la squadra mi sembra un po' di nuovo sfilacciatissimo. Semplice, cacciamo Meret e rivinciamo lo scudo, ma lo volete capire che stiamo giocando da schifo? La Fiore ha giocato ieri e ha surclassato le capuzzelle di morte con la maglia, ci ha reso degli zombie. È chiaro, ma il problema non è tutto in Meret, però Meret è un altro dei casi. Secondo me va inserito in un altro dei casi, perché non può essere sempre incolpevole. Non lo so se voi lo vedete, ma noi giochiamo senza difesa. Garcia out. Ho visto la conferenza, Garcia ha detto che è normale cambiare anch'issa per Raspadori se stai perdendo 1-0. Sì, ve l'ho detto io all'inizio live, insomma, ho capito la sostituzione offensiva, che tu dici vuoi un attaccante in più, però non hai fatto così quando dovevi mettere l'attaccante in più, quando stavi perdendo col Bologna, stavi pareggiando col Bologna. Però evidentemente sotto di 1-0 lui dice voglio un attaccante in più. Però non è che giochiamo 4-4-2, comunque giochiamo con un Raspadori in mezzo al campo. Ma uno come può non dire Garcia out dopo queste parole? Lo capisco, Mike, il problema è che io vi dico non dite Garcia out perché non so chi viene. Avete capito? Non penso ci sia nei progetti di De Laurentiis un piano B. Ecco, cerco di spiegarlo bene. Non credo che De Laurentiis abbia pronto un piano B. Significherebbe improvvisare. Quando il Napoli improvvisa, le cose non vanno bene e rischiamo di fare peggio. Si rischia di fare peggio. Ma come si fa a fare peggio di Garcia?
non si fa peggio di Garcia. Significa perdere altro tempo, magari con Garcia che aveva imparato a capire certi giocatori, magari tu puoi risolvere più presto, sempre che Garcia voglia mettersi a disposizione. È strano dover rifare gli stessi discorsi che avevamo fatti prima dell'Udinese. Avevamo risolto tutto, non avevamo risolto niente, evidentemente. No, boicottare il Napoli con piccoli gesti tipo smettere di seguire. E che risolvi, Francesco? Che cosa risolvi boicottando il Napoli? I diritti TV sono già stati distribuiti. Il fatto che il Napoli faccia meno ascolti su DAZN o su Instagram è peggio per l'anno prossimo. Ricordati, Francesco, se il Napoli guadagna 3 ne spende 1, se il Napoli guadagna 5 magari ne spende 2, 3, se il Napoli guadagna mezzo spende 0,2, non è che spende di più per poi con lungimiranza investire e andare a guadagnare di più. Quello che c'è in cassa da lì si prende, quindi se tu boicotti il Napoli non è che hai la possibilità di dire ok, la reazione, adesso investiamo veramente, diventiamo i Galacticos. No, non funziona, non funzionerebbe. Ragazzi, a quanti like stiamo? Perché nel frattempo è volato tutto il volabile. Dallo stadio, Michele è andato dallo stadio. Ho visto una squadra scollata, ecco, senza idee, senza mordente, cambi di Garcia indecenti. Con Raspa hai dato tutto il centrocampo alla Fiorentina, pressing zero, idee ancora meno. Elmas, Rui, boh. Infatti sì, perché lui quando ti dice metto Raspadori perché sto perdendo, hai dato il centrocampo alla Fiorentina e questo non c'è dubbio. Tant'è vero che poi, ecco, se voi gli fate la domanda perché hai messo Raspadori al posto di Anghissà, poi dopo quando lui mette Cagliuste al posto di Politano e si rimette a 3, che stiamo al 52esimo, quindi perché stavamo 1-1, cambio conservativo per il pareggio, giusto? È così che ragiona Garcia? Che poi serve la domanda successiva, dice però poi l'ha tolto Politano e hai messo Raspadori sull'esterno, hai rimesso un centrocampista, cambio conservativo quello là, è là che gli dovete far capire, che gli dovete mettere di fronte alla realtà quelle che sono le scelte tattiche e il piano gara, è lì che dovete farlo. Grazie Michele, grazie a tutti. 546 like con 900 persone online. No, ma hai ragione, perché se il pressing non lo fai bene, poi comunque loro avanzano col pallone e li devi rincorrere, ti stanchi di più rispetto a un pressing organizzato dove li fai andare al manicomio, come hanno fatto più o meno loro, e li metti in condizione di o buttare il pallone, perché spesso dovevi buttare il pallone, e quando quelle poche volte noi l'abbiamo fatta, avete visto, la Fiorentina non è esente da problemi di nervosismo, molto spesso Milenkovic che la buttava, lo stesso Terracciano, qualche errore l'hanno fatto. Mario Rui sempre, vedi come cambia poi la percezione. Tu magari l'hai pensato sempre, Vittorio, però è evidente che Oliveira non ti garantisce quella qualità. Poi Mario Rui sbaglia pure lui la partita, non c'è problema, però come concetto il fatto che Oliveira sia diventato il titolare, perché dobbiamo dirle le cose, Oliveira è il titolare, quando arrivi alla sosta, cioè non devi più pensare alla prossima partita, non stai più gestendo, vuol dire che quello è il tuo titolare, punto. Non puoi dire il contrario. E devo ringraziare anche Rocco. Garcia è già un piano B. Ecco, vedi? Forse CDE. Politano che lo manda a quel paese per l'ennesimo segnale inequivocabile che la squadra non sia con lui. La voglio rivedere la sostituzione di Politano. In quel momento stavo proprio scrivendo Politano Cagliuste, non l'ho visto. Ho notato che Osimhen invece non ha fatto gesti, non ha fatto cose eclatanti. Seppure Politano si aggiunge a quella di Osimhen, alla reazione di Kvara, sono segnali che loro mandano a noi, onestamente, Rocco. Cioè, e lo dico a tutti, più che un segnale, chi ci sta?
Ciro Lavezzi, Lavezzi, che bello Lavezzi. Benvenuto Ciro, iscrivetevi al canale, non vi preoccupate. Più che un segnale, secondo me, all'allenatore, perché Politano lo sa di essere il titolare di quella fascia. Lo sa. Però ecco, mi fa riflettere questa cosa. Politano non è stato neanche convocato da Spalletti. Secondo me per questo ci è rimasto male. Perché ha detto: che cazzo mi fai uscire a fare quando io posso dare ancora il massimo, tanto non devo neanche giocare, 15 giorni mi riposo, recupero. Secondo me questo è stato il motivo che ha fatto sbroccare Politano. Un po' sono reazioni che sanno di avere 1000 telecamere addosso e che noi guardiamo, e che quindi sarà una partita in cui diremo Garcia out, e se Politano dice si mette contro Garcia, Politano sta con noi, e quindi è un po' una reazione di quel tipo. Però secondo me sotto sotto c'è anche quell'amarezza, dice: cacchio, Spalletti non m'ha convocato. Capisco che lì magari c'è un Berardi in grande forma, anche se Politano in questo momento meritava più di altre volte di essere convocato, perché stava giocando bene. Però tu vuoi provare, Raspadori viene convocato da Spalletti come attaccante, onestamente, perché hanno Scamacca in recupero, Reteghi stava con problemi, e invece Politano non gioca. Secondo me quella è l'amarezza, cioè non devo nemmeno andare in nazionale, perché mi togli? Secondo me questa è la cosa. Domanda successiva gliel'ha fatta Stramaccioni e lui ha risposto che non voleva dare una mano alla Fiore, il centrocampo. Aspetta Alessandro, spiegami bene. Non voleva dare una mano alla Fiore il centrocampo. Fammi capire bene, Ale. Riscrivimi, sono io che non capisco. Politano ha fatto un sorriso beffardo quando lo ha tolto proprio per non mandarlo a quel paese. Roberto Mancini non verrebbe ad allenare il Napoli? Extreme. Roberto Mancini è diventato l'allenatore dell'Arabia Saudita. Prende una barca di soldi e di benefit, lui e tutto lo staff suo. Quale Napoli? E poi, secondo me, sopravvalutato, non lo so quanto si risolverebbe i nostri problemi, ma Mancini è fuori dalle cose. Mi si dice Pippo Inzaghi, non so Pippo Inzaghi che cosa stia facendo in questo momento. Mo basta, possesso solo all'indietro, non si salva nessuno stasera, nessuno, e basta con sti appoggi all'indietro. Abbiamo perso contro una squadra che ha giocato alla Napoli. Olivera out. Vediamo se recupero il messaggio. Lo dico dal 15 giugno. ADL ha per l'ennesima volta sottovalutato il peso dell'allenatore. Un allenatore scarso può farti perdere centinaia di milioni troppo tardi. Sì, perché poi i giocatori non si valorizzano. Mi volano le penne. Proviamo a uscire con zero organizzazione, mi faceva male il cuore. Preparata benissimo da italiano, ma pochissime idee per uscire da questo pressing. Mario Rui ha posto Olivera su 2-1 per dare soluzione a Kvar. Nata un'altra ottima partita, sicuramente. Secondo me anche Olivera gode della raccomandazione presidenziale come Raspa. Può essere, d'altra parte Ivan, Mario Rui è un giocatore che è stato rinnovato da poco, però a fine carriera, quindi non devi, là si è fatta una scelta, continuiamo con Mario Rui come riserva, non lo rivendiamo, non ci dobbiamo fare soldi sopra, magari Olivera può avere una valorizzazione rispetto a quello che abbiamo pagato, potrebbe essere anche questo che gli piace di più. Aggiungiamoci che il procuratore di Mario Rui non si rende simpatico né agli occhi di Garcia né agli occhi di ADL, perché litigano ogni piè sospinto. Però vedi che poi Gaetano viene scelto al posto di Elmas, allora la questione del procuratore viene un po' a cadere. Se uniamo i puntini e diciamo quello non lo fa giocare per fare dispetto al procuratore, sicuramente non aiuta che il procuratore venga chiamato una continuazione dalle radio, dai giornali e gli lasciano a ruota libera dire quello che vuole. Poi quando non lo chiamano lui comunque scrive sui social, fa le cose proprio dei boomer, dice non voglio rispondere però, e allora stai rispondendo, non fare il tipo non voglio rispondere però, perché vuol dire che è come quando si dice non sono razzista però, allora lo sei. Purtroppo è così. Elmas può togliere le castagne dal fuoco, non so come si fa a tenerlo fuori. Vediamo se recupera Alessandro Fiore. Ecco qua.
Stramazzoni gli ha chiesto perché poi ha messo Caiust, ecco, al posto di Politano, risponde non volevo dare in mano, ecco, esatto, la stessa per non aver messo la doppia punta Simeone. E quindi vabbè, come logica si sarà reso conto che con Raspadori aveva dato in mano la Fiorentina, quindi è un po' in contraddizione perché pure dai in mano il centrocampo alla Fiorentina se metti Raspadori, però sullo 0-1 lo fai, sull'1-1 no. I like, vai con i like meglio. Con i like sicuramente meglio. Filippo, il Napoli è partito veramente una schifezza quest'anno. Bravi tutti, Semicit italiano, tatticamente ha messo i cocomeri della reaction in destra Garcia. Oggi proprio Napoli ancelottiano forte. Poi ognuno, vedi perché qualcuno aveva letto Napoli che sembrava Gattuso, sembrava la squadra di Gattuso, ha vinto 3-0. Poi sarà un allenatore scarso, resterà scarso. La prima partita con Marsiglia l'ha vinto 3-0. La prima partita l'aveva persa, ha pareggiato 2-2 con De Zerbi, ma non ci interessa. Ognuno vede gli spettri che sono più cari a se stessi, e quindi sono stato male con Ancelotti, vedo Ancelotti in questa partita, sono stato male con Gattuso, vedo Gattuso in questa partita, sono stato male con Olivieri all'epoca, così vedo Olivieri in questa partita, perché pure Olivieri teneva quella fatta palla lunga su Murgita, e speriamo che Turrini, c'era Turrini all'epoca, non lo so, non lo posso sapere. Il Napoli contro squadra è un allenatore va in difficoltà perché il Napoli l'allenatore non ce l'ha. Tosta. Molto meglio che una squadra più scarsa. Donato, ecco, bravo Donato, dimenticavo Donatoni. Ognuno vede gli spettri perché poi siamo vicini a Halloween ed era quell'altro lo spettro. Nathan comunque gran coraggio nel provare canci lunghi e farli anche precisi. Il rigore arriva da un suo cross, vero? Grande personalità per uno di 21 anni, verrà venduto da 2 stagioni. Al di là verrà venduto, Alessandro, la personalità, Nathan sta dimostrando buone cose, sta dimostrando concentrazione, sta dimostrando coraggio, anche quando va in scivolata sta prendendo proprio piede, ed è chiaro che sarà suo il posto perché sta dimostrando qualcosa in più di quello che ti può dare Juan Jesus. Ostigard a tratti fa delle cose interessanti, a tratti sembra andare in difficoltà quando è attaccato nell'1 contro 1. Onestamente il tutto dovremmo vedere una stabilità generale quando non hai Di Lorenzo così stanco, quando hai Rachmani, Nathan, e io mi auguro Mario Rui, ma non lo so se nei piani di Garcia, e lì vediamo insomma la difesa titolare inamovibile. Poi ricordiamolo che comunque questa è una difesa che sì, ci ha fatto, siamo contenti che hanno giocato bene contro l'Udinese, però contro il Lecce hanno pigliato 3 gol con Real Madrid, poi uno voleva essere contento per forza, però li hai presi e adesso diventano troppi gol presi, diventano troppi. Dionisi l'anno prossimo, a me Dionisi è un giocatore, è un allenatore che piace, come piace Palladino. Se Palladino non si può prendere perché già nell'ambito di una di quelle 3 ci parla, secondo me è nell'orbita Inter o Juventus, perché comunque è anche uno che utilizza la difesa a 3, quindi più che in Milan Palladino potrebbe essere più ammirato da un Inter o da una Juventus. Dionisi è uno che fa giocare a pallone. Io però insisto, preferisco sempre un allenatore che abbia un po' più di esperienza, perché deve essere credibile. L'esperienza di Garcia non lo ha reso evidentemente credibile, non è bastata, quindi serviva qualcosa di più. Ovviamente mi si dice Thiago Motta, anche Thiago Motta, non è questione di cocomeri qua, Mike, perché, e ringrazio Aldo, perché se lo voleva ADL. Garcia è stato già piano B, come diceva l'altro amico, Garcia è stato già piano B, e ci sono stati colloqui secondo me con l'italiano, scusatemi, con Thiago Motta, e Thiago Motta ha detto no grazie, io mi faccio il mio percorso di crescita col Bologna, soltanto grazie a D, ho delle idee ben precise, le sta facendo vedere con il Bologna e verrà guardato da squadre di più alto livello, e si vuole giocare già una cosa, perché a Napoli a finché ti bruci non conviene venire a Napoli. Sembra così assurdo che una squadra così ben ruotata si riesca a fare il non gioco, zero fantasia, poche conclusioni e così malumori. Non mi sembra ancora vero, intanto forse 4º posto. Tosta.
è ovviamente tosta. Praticamente mi stai dicendo che non c'è soluzione. Purtroppo questo presidente Croce Delizia, quando si punta in alto più Croce, unica squadra della terza città più popolata d'Italia. Esatto, anche quello è un peccato, perché noi ci concentriamo, un peccato, è la realtà dei fatti. Napoli è solo Napoli e quindi noi ci concentriamo solo sulla squadra nostra, non possiamo manco perdere un po' di tempo e di fantasia prendendo in giro dei cugini nella stessa squadra. Viva Lupo! Benvenuto, viva Lupo! I teschi sulla maglia erano più vivi dei calciatori. Grazie, viva Lupo. Trovi il canale Telegram per le notifiche in descrizione. Molto semplicemente, quando ADL capirà che gli conviene di più esonerare Garcia che non andare in Champions, vedremo le ragioni. E appunto dico, Let's Snake, se tu resti comunque in orbita, perché 3 punti sei in orbita, però devi vedere con chi te la giochi, perché e qua secondo me dobbiamo essere ancora una volta più precisi, perché secondo me la Fiorentina non avrà la continuità di rimanere al terzo posto o al quarto posto. Facciamo conto che la Juventus ce l'ha, facciamo conto che Inter, Milan e Juventus quel terzo posto, quei 3 posti sono loro prenotati per troppi motivi. Una ha fatto un buon mercato, una già era solida in continuità, un'altra te no max, per qualsiasi motivo politico oppure non politico. Facciamo conto che quei 3 posti sono assegnati. Il Napoli perde troppo terreno, perde troppe partite che non dovrebbe perdere per poter competere con quelle situazioni là, ti resta quel quarto posto. Se il quarto posto te lo giochi con una Fiorentina, probabilmente tu puoi anche avere la meglio sul lungo, perché i giocatori che ha il Napoli non sono paragonabili con quelli della Fiorentina. Sì, è una bella squadra, però non è paragonabile. Se già te la giochi con una Roma... Non voglio dire l'Atalanta, ma se già te la giochi con una Roma che probabilmente ha solo un problema di fisicità, nel senso che hanno dei problemi fisici, hanno tanti giocatori infortunati, hanno scelto di puntare su giocatori che non sono di grande affidamento. Se la Roma ingrana con l'attacco che hanno, anche giocando male come volete voi, però quando ingranano la partita diventano forti e devastanti. Non l'ho guardata la partita contro il Cagliari è quello che è, però anche il Genoa è quello che è, il Napoli non è riuscito a vincere. Di conseguenza, attenzione poi alla Roma, perché alla Roma, rispetto adesso la Lazio anche ha vinto con l'Atalanta, però vediamo di queste qua, perché quello poi è il gioco, è la storia che deve fare il Napoli. Atalanta, Fiorentina, Roma e Lazio, perché per quel quarto posto disponibile. Se De Laurentiis crede che ce la facciamo, state tranquilli che Garcia non si muove. Se invece perdiamo troppo tempo e perdiamo troppo terreno da quelle là e si inseriscono troppe squadre, allora si proverà a correre ai ripari. Mi sa che devo ringraziare un altro amico che era Aldo, esatto, Aldo Noschese. Garcia non ha lo spogliatoio. Abbiamo già esaurito tutte le partite che potevamo sbagliare. Ora tocca vincerle tutte, con lui impossibile. La magia è finita. Se Elmas non rinnova, non gioca. Ah, ok, Aldo, tu vai ancora un pochino più nel profondo per quanto riguarda la situazione di Elmas e mi parli del contratto. Però ed è possibile, perché lo sappiamo, De Laurentiis ha fatto lo stesso discorso con Lozano, lo ha fatto addirittura in ritiro. Però Zielinski sta nella stessa situazione, perché Zielinski anche non ha rinnovato proprio nulla e va in scadenza come Demme, che scade nel 2024. Credo che Elmas sia 2025 come Osimhen. Che tipo di rinnovo deve fare Elmas? Cioè, un rinnovo al ribasso anche lui? Perché dovrebbe fare un rinnovo al ribasso un giocatore che è in rampa di lancio, che tiene 24 anni quando ne ha Elmas? Quindi non capisco. Quindi se gli stanno chiedendo un rinnovo al ribasso, non capisco perché Elmas dovrebbe accettarlo. Se gli stanno chiedendo, perché può essere pure che non c'è sta nessun tipo di trattativa, e De Laurentiis come ha risposto per cavare, che lo tiene il contratto, i contratti, silenzio, non parlate sempre di soldi, siete volgari. Quindi è un tema che sicuramente dobbiamo affrontare. Non lo capirei, però non è la prima volta che c'è una cosa del genere. Vincerle tutte, è quello che dici, è giusto, che ci siamo giocati già dei jolly e adesso dovresti fare, però già dovevamo cominciarlo il filotto, già dovevi fare Genoa, Udinese, Lecce, il Bologna, hai sbagliato col Genoa, hai sbagliato col Bologna,
hai sbagliato con la Fiorentina, hai sbagliato con la Lazio. Terza città più popolata da solo, intendo a livello di brand. Ah, sì, Francesco, è chiaro. Investire di più perché è una base. Hai ragione, Francesco, ma l'investimento non è. Tu parli di Italia come che si dovrebbe investire perché è una base più grande rispetto alle altre, cioè, e hai ragione, ma pensa all'estero. Tu hai veramente, mo, al di là del numero che dice lui, 83 milioni di tifosi, non saranno 83 milioni, ma ci avrai 1 o 2 milioni sparsi in giro per il mondo, nostalgici, che appena esce e appena fai uno si comprano tutto quello che si possono comprare, che trovano. Quindi l'investimento sì, lo puoi fare per l'Italia, ma lo puoi fare specialmente per il mondo. Purtroppo finora è solo uno slogan, diciamocelo chiaramente. Da Napoli al mondo, no, da Napoli a Napoli, perché non è arrivato in tutto il mondo il brand. Mi dispiace dirlo, mi dispiace constatarlo. Io sono l'esempio perché sto qua, mi interesso di tutte queste cose e non c'è traccia, perché volontariamente non c'è traccia. Io mi sono offerto di distribuirle io le maglie a New York, ho detto mandatemele e vado io negozio per negozio gratuitamente e le espongo a costo mio. Non lo vogliamo fare e allora non lo volete fare. Allora non c'è voglia di farlo crescere questo brand nel mondo. Poi magari avete dei vostri progetti diversissimi dove lo volete fare in maniera così, sbrigarsi, perché siamo indietro assai rispetto agli altri, rispetto alle altre squadre, quelle che già partono con un brand più forte del tuo e sono anche e vogliono anche farlo e sono anche spalleggiati da sponsor che ti aiutano, perché la Nike ti aiuta, la Adidas ti aiuta. Io mi sono offerto onestamente, ma non, mi hanno risposto di no. Che ci posso fare? Non, in arrivo l'ho invitato ovviamente e non mancherà. Premetto, per me il problema è sempre a monte, quindi scelta di aderire alla sua gestione, ma andiamo avanti. Per me sta mancando la capacità di fare cambi incisivi e lavoro di raccordo tra le parti. Eppure i cambi ultimamente mi stavano anche piacendo, mi sembravano logici, poi li ho visti meno logici onestamente. È proprio così. Nicola, bevi l'acqua. Benvenuto, ma tu sei un ritorno, io mi ricordo di te. Giroud non la pigliava il primo gol. Lo so, Alessandro. Lo so, non c'è dubbio. Vediamo anche se i vocali. Nel frattempo mi arrivano vedo dei momenti di sfilacciamento che mi mandano, mi arrivano degli sfilacciamenti che poi vi farò vedere. Vediamo se c'è la situazione dei vocali. Ci sono tanti numeri che mi arrivano dagli amici. Da qui, credetemi, non se ne esce. Forza Napoli sempre. Ragazzi, Carlo, siate generosi con quelli che spammano i messaggi, perché la voglia di sfogare, e sono io lento, quindi è colpa mia. Capisco quelli che ripetono i messaggi, siate comprensivi con quelli che ripetono i messaggi più di una volta, colpa mia. E cerco di prendere anche nomi diversi che non ho preso io. Dita della Laurentiis che il Napoli è ripartito da Bologna, si è fermata a Firenze, corsa molto breve. Cosa ne pensi di Francesco sostituto allenatore? Ma Di Francesco sta allenando il Frosinone, a meno che non l'hanno fatto fuori proprio a breve, ma dovrebbe essere l'allenatore del Frosinone. Sta una pace di Dio. Vediamo che ne pensa Guido, perché sennò Guido, Di Francesco è ancora l'allenatore del Frosinone. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Col tuo permesso vorrei salutare, se posso, sì, tutti gli addetti alla segnaletica stradale. Ma quelli che la devono fare a mano a terra o quelli che mettono? Quelli a mano a terra. Quelli sono bravi. Vorrei che tu, se puoi cortesemente, sì, posso. So che insomma qualcuno, così parliamo di campo. Sì, prendere le prime due immagini che ti ho mandato, F1 e F2.
Allora, questa è Ho la molte prima. cose da dirvi anche arretrate, perché c'erano delle risposte che non mi piacquero, ma semplicemente perché poi dovete sapere, amiche Bellini, amici Bellini, che è diventato sempre più difficile, noi che tra l'altro lo facciamo subito dopo in diretta, visto che molte azioni, quelle che sono tra l'altro più interessanti, no? Poi non vengono mostrati replay, cose, quindi... Allora, Valerio, partiamo intanto da una premessa che dovrò dire ogni volta quando tu in maniera sciagurata mi inviti. Nessun riferimento mio è a nessuna persona, nessun collega, nessuna trasmissione, a niente. Io mi tiro fuori, ve lo dico sempre, dai litigi, dal dibattito, e mi spiace, Valerio, che sarò costretto a ripeterlo, però è fondamentale. Va bene. Il calcio è cambiato, Valerio. Purtroppo lo dimenticano in tanti e tanti fanno opinione e creano poi la massa, no? Ma il calcio, già questa notizia è cambiato. All'epoca del grande Sacchi, no, questo, ma anche altre cose, verrebbe fischiato fuori gioco. E io ti dico che era anche logico da un punto di vista proprio calcistico sportivo, no? Io tra l'altro non ho bloccato nemmeno quando parte la palla l'azione, perché poco prima questo giocatore che poi andrà a segnare, era tu probabilmente Nico... ricorderai che era morto, no? Già erano stati sì, esatto. Però a parte le battute, no? Nel famoso calcio di Sacchi, no? Quando fece uscire Matti a Real Madrid, anche se Ugo Sanchez dall'altra parte del campo non partecipava all'azione, veniva fiscato fuori gioco perché quella è la regola, no? Oggi questo giocatore non viene fiscato fuori gioco perché viene valutato che il pallone è stato passato al giocatore sulla fascia. Però per puro caso vai a proseguire con la F2, questo giocatore che è partito con 10 metri di vantaggio, e come li fa a recuperare un giocatore del Napoli, no? È vero, diventa attivo. Non solo diventa attivo, va a chiudere l'azione, ma la regola è cambiata. E noi sentiamo in tutte le trasmissioni tutta una serie di riferimenti, anche da una settimana all'altra, di cose che non esistono più. Non mi riferisco a questo esempio, no? Però per farvi notare che questa azione, che oggi è perfettamente regolare, quindi se entra un imbecille, vi state lamentando, collega il cervello, quello che entra. E per fare un esempio, che all'epoca del Milan del grande Sacchi, questa azione era fuori gioco. Oggi no, perché la regola è cambiata. Allora, fino a prima della partita, noi abbiamo sentito questa litania che ci sta accompagnando dalla fine del campionato e ininterrottamente, per distacco. Abbiamo vinto per distacco. Il Napoli in questo momento del campionato, l'8ª giornata, ed è una brutta notizia perché è solo l'8ª giornata, ha 6 punti in meno dell'anno scorso, dove non aveva fatto punteggio pieno. Esatto, quindi non era una classifica mostruosa. Non era una classifica mostruosa. E l'Inter ha 7 punti in più, quindi in 8 giornate ci ha già recuperato 13 punti. È vero che ha chiuso a meno 18, ma in 8 partite ci ha recuperato 13 punti. Vale di più, ti domando, Valerio, l'attualità o il perdistacco dell'anno scorso? È una domanda io ti pongo. La Juve ha più 4 rispetto a e Napoli meno 6, 4 e 6 fanno 10, il Milan ha più 4, la Fiorentina ha più 5. Cioè tutte queste squadre ci hanno recuperato dai 9 ai 10 ai 13 punti. Abbiamo un problema serio di classifica. E non è perché qui poi entra l'ultimo, siete pessimisti. Signori, 13 punti in 8 partite. 2 sconfitte in casa con 2 squadre per nulla irresistibili. Tra l'altro la Fiorentina è una squadra che aveva preso una caterva di gol, no? 10 prima di questo. La Lazio continua a prendere gol, ne ha presi 12, è una squadra che ha molti problemi. Cioè il Napoli in 8 partite ha già steccato 4 partite, ne può steccare 10. Possiamo serenamente dire che tranne miracoli sportivi, e non avverranno per tutta una serie di ragioni che analizzeremo, noi, come vi ho detto dalle prime giornate, lo scudetto quest'anno è roba di Milan, Inter, Juve come terzo incomodo. Io temo che la Roma prima o poi si accenda sulle ali dell'entusiasmo e noi dobbiamo svangarci questo 4º posto. Ma il Napoli è nato sotto una serie di equivoci tattici, sportivi, societari, dell'ambiente, e sono troppi da risolvere, perché immagino che si canterà il De Profundis di Garcia,
che pure alcune cose non convincono, quello che vuoi, però lui si attaccherà ai numeri. Però Valeri, il problema è che i suoi numeri sono imbarazzamente forti. Cioè il Napoli di Spalletti all'ottava giornata aveva subito 85 tiri, questo Napoli ne ha subiti 62, oltre 20 in meno, con tutta la squadra sfilacciata, oltre 20 in tiro, non fa tirare, ha subito 19 tiri in porta. Il problema è che ha una percentuale di realizzazione al passivo del 47%, un dato cioè ogni tiro è gol, capiamo proprio per capirci. No, 1 su 2 gol, certo. e quella in attacco del 37%, dove sta tirando poco meno rispetto all'anno scorso, 150, 144, 46 in porta, 45, però ha avuto anche molti più rigori, più possesso palla, quindi non è vero che questo Napoli non fa possesso palla, addirittura ha aumentato di un punto in percentuale il possesso palla, fa pochi più falli, 80, e ti dico dovrebbe fare 12 ammonizioni rispetto alle 15 dell'anno scorso, 21 ne aveva subite, 22 quest'anno. Cioè, quest'anno il Napoli sta subendo molti meno tiri, 23 tiri in meno, è un patrimonio enorme. Allora perché sta andando così male? Perché è evidente che ci sono degli equivoci tattici. Perché ovviamente i numeri... No, questo per far capire, ovviamente l'analisi dei numeri non significa scagionare Garcia al 100%, ma si fa l'analisi a partire da quello. Perché poi uno le vede le partite, però diciamo esatto. Molti numeri, anche altri che poi uno può, più raffinati che posso dare, ma non voglio neanche poi fare troppi regali alle trasmissioni. Non sono, lo lascio fare anche, vabbè, poi mi taccio, perché sennò questo potrebbe il problema è che ci sono degli equivoci tattici e che di giocatori a volte in posizioni sbagliate, no? In campo. L'altra volta mi è stato chiesto il fatto di Anguissa, però noi dobbiamo anche considerare non solo il calcio e la vita, il fatto che era troppo avanzato con Real Madrid, che la vita, e il calcio è una espressione della vita, amiche Bellini, amici Bellini, non è Eternal Sunshine o Spot Mind, e sarebbe molto pericoloso cancellare solo una cosa. Quindi noi a fine campionato dobbiamo capire pari e patta se determinate caratteristiche di un giocatore, anche portate al limite e all'eccesso, ci hanno portato più benefici o meno, nel senso, voce che il verbo. Quante volte nell'anno passato abbiamo visto Anguissa che proprio per il pressing alto ha recuperato molti palloni, la squadra... sì, il problema è che non tutte le squadre sono Lecce, Udinese e Genova o Bologna. Il Real Madrid ha una capacità di palleggio, di tecnica, di serenità, di stanare l'avversario, quindi deve unire. Forse Anguissa era troppo avanzato, forse il Real Madrid è un po' più forte del Genova, del Bologna, forse Anguissa è ancora, non dico traumatizzato dal fatto che l'anno scorso si è giocato una qualificazione con l'ammonizione, e poi se prende ammonizione su quel fallo, lui ha voluto addirittura far vedere che ha rallentato la corsa per non toccare con le sue gambe l'avversario, no? Significa poi giocare tutta la partita con un'ammonizione, ma andate a vedere i giocatori che hanno già un'ammonizione nel Napoli della prima giornata, significa poi avere tutte le prossime partite già in diffida. Allora è molto facile dire doveva far fallo, è scarso, eccetera, e non valutare che ci sono tantissimi elementi nell'arco di quella partita, di quelle passate e di quelle future, ma si analizza tipo Eternal Sunshine Spotter Mind. Mi sono lasciato con quella fidanzata, devo cancellare il ricordo di quella fidanzata, non sapendo che cancelli anche la tua personalità, perché tu sei arrivato a innamorarti di quella donna per tutto un percorso che hai fatto nella vita, quindi è molto pericoloso. Infatti il film è straordinario, però lo analizziamo così. Come è andato il Napoli di oggi? Come l'ho visto io, probabilmente molto male. Una cosa che abbiamo notato, che il Napoli oggi cercava di trovare degli scambi stretti, l'ha fatto sia nel primo tempo, un po' di più che nel secondo, per uscire centralmente, dal pressing anche molto raffinati, che a volte sono andati bene, a volte poi perché il Napoli non ha la tecnica del Real Madrid non bene, perché sicuramente si aspettava un pressing così alto della Fiorentina, ma è rimasto anche un po' spiazzato della costanza per tutta la partita. Però nelle partite si dice non potrà reggere per tutti i 90 minuti. L'abbiamo pensato tutti, non c'è niente da fare. E la Fiorentina pressava con 6 uomini nella nostra metà campo, e sono proprio tanti. Non è andata sempre bene questo piano tattico, il famoso movimento a C
che ha il centrocampo del Napoli, e la Fiorentina comunque per lunghi tratti ha tenuto il pallino del gioco, soprattutto dopo il cambio di Anghissà con Raspadori, che ha un po' sofferto, no? Questa marcatura non mi riconosce su Arthur, e la Fiorentina ha anche sprecato, perché ricordiamo ha preso un palo che poi è stato gol, l'altro palo però no, e anche in quell'occasione Meret comunque non è sembrato, anche se era sul suo palo, comunque è arrivato in ritardo sulla palla, quindi non l'avrebbe presa, però non bisogna attaccare Meret. Insomma, la Fiorentina, possiamo dirla con serenità, ha meritato Anghissà, vi ricordo, sì, hai detto non poteva rischiare quell'ammonizione con Real Madrid, diciamo, perché diciamo, le ammonizioni sono già tante nella squadra, chiudendo questa parentesi. Dicevo, la Fiorentina ha meritato il vantaggio. La cosa che ci preoccupa un po', che abbiamo rivisto degli aspetti con la partita della Lazio, dove a un certo punto il Napoli non è sembrato capace, proprio tecnicamente, fisicamente, con i nervi di andarsi a riprendere questa partita, che attenzione, poteva anche inizialmente ritornare in vantaggio se Osimhen fosse stato careca, no? E avesse tentato il colpo sotto invece che il tiro con un portiere che è riuscito a oltre 8 metri, ha fatto una gran parata. Attenzione, non è un sbaglio di Osimhen, lì gli ha chiuso totalmente lo specchio della porta, riducendolo proprio a un triangolino piccolo, ma lì l'unica cosa è avere il colpo di classe, il pallonetto al portiere e scavalcarlo. Gol mangiato col subito. Il problema è che la sconfitta è pesante contro una diretta concorrente in casa, è la terza in casa in stagione. Su 8 partite aver già sbagliato 4 partite è un fardello che non recuperi più, ragazzi. Adesso non solo devi andare a vincere in campi come Bergamo, Roma, ma anche insomma una partita tra Milan e Inter devi vincere fuori casa. Mentalizziamoci che questo, come avevo detto, sarà un campionato difficile, bisogna capire se sarà un campionato difficile o mortificante. Il problema è che tutto nasce dalla fonte, da questo all-in che ha fatto De Laurentiis. È molto facile cambiare allenatore, ma chi viene a Napoli? Non è voluto venire nessuno, con un Napoli scudettato che aveva vinto per distacco, che basta che lo allena anche tuo zio. In un Napoli così in crisi devi prendere un allenatore che ha 2 spalle come Ercole, e chi c'è in giro? Quindi anche lì, vabbè, cacciamo, come tutti vorranno, Garcia, però è De Laurentiis che ha messo la squadra in queste condizioni, e De Laurentiis che non ha fatto determinati rinnovi, che non stiamo capendo, forse lo stiamo capendo, ma non lo si può dire qual è il suo piano societario. La situazione è molto brutta. L'abbiamo già vissuta ed è stata abbastanza logorante, ma era inizio campionato, si diceva il campionato è lungo, cioè ancora adesso è lungo, infinito. Questi 15 giorni saranno molto molto logoranti a livello psicofisico nei nostri biscotti, abbiamo dato i biscotti, proprio quello che diceva Garcia, mo c'hanno i biscotti Il problema, Guido, dato che io sono con te purtroppo sul fatto del cambio di allenatore, a parte che non è nei piani di ADL e quindi già facciamo dei voli pindarici sul nulla, non è detto che risolva le cose. Quello che mi va come analisi è capire se abbiamo un altro esempio, pure Politano si aggiunge al malumore di certe scelte di Garcia. Vedere Osimhen, questo proprio è di campo, vedere Osimhen che chiede di pressare alto quando Garcia vuole stare più basso, è lì che forse il cambio che molti si auspicano potrebbe dare dei benefici, perché è come se non si fossero presi squadra e allenatore, il che è possibile, perché al di là delle qualità dell'allenatore può essere anche che tu non vai in sintonia. Io ho l'impressione che c'è questo allenatore, che ripeto, io non gli sono né amico, mai conosciuto in vita mia, non sia stato accettato principalmente perché poi i colleghi molti sono insomma particolarmente vanitosi proprio dall'ambiente, dall'inizio, e anche se ne avesse vinte 5 su 5, sì, ma lì si giocava meglio, lì non sta facendo giocare, chiaramente i risultati gli sta donando torto, ancora peggio, però ho detto, se voi ricordate tutte le dichiarazioni all'inizio, non ce n'è stata una entusiasta
abbiamo preso uno che è bollito, uno che è stato licenziato da Ronaldo, come si chiama, lì no, è inutile riprendere tutte qua per filo e per segno. Quindi io in questa settimana mi sono voluto fare del male, ho sentito alcune trasmissioni, c'è stato veramente un attacco per un'ora e mezza a Garzia, manco avesse fatto, e tra l'altro si veniva da alcune vittorie, una prestazione sicuramente più che dignitosa con Real Madrid, quindi pensate con che cosa si dirà. Quindi intanto l'ambiente noi l'abbiamo già vissuto con Benitez, che tranne qualche eletto che capì la rivoluzione culturale prima ancora che calcistica venne rifiutato, molto con Ancelotti, quindi questo allenatore è nato storto dall'inizio, non so per quale ragione, quali oscure ragioni ci sono, no? Non le so, non le voglio sapere, non voglio manco indagare. Quindi che ci siano problemi degli spogliatoi che probabilmente sono anche al di là di Garcia, perché appunto sono societari e ovviamente le cose adesso non ti riescono bene, e la prima cosa facile è mandare al paese allenatore. Io credo che ci siano tantissime mine non esplose, anche se, scusa, questa è una terminologia che, visto tutto quello che sta succedendo, vi chiedo scusa subito alla fonte. Ci sono tante criticità e nervi tesi, correggo subito, che sono esplose, nel senso che è troppo facile, non che sto dicendo no, prendersi con l'allenatore, ma non è la soluzione che regolerebbe tutti i mali. Pensate che cosa abbiamo dovuto, ancora adesso viene insultato Gattuso, come se lui avesse avuto colpa, no? È stato chiamato a allenare il Napoli, dice ma con Ancelotti, ma perché è la stessa cosa Ancelotti, ma perché Spalletti non è stato chiamato a gennaio quando Gattuso, anzi a dicembre, era ancora allenatore. Lo fanno tutti i presidenti, non è che è successo solo con lui. Certo. La situazione è molto 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 tesa, anche perché la classifica è bruttissima, non puoi avere tante squadre davanti a te, ne puoi recuperare una, due, ancora è recuperabile per la Champions, ma è molto brutto. E hai perso 2 scontri diretti con 2 dirette avversarie, Lazio e Fiorentina, in casa, in un momento dove non stanno sciorinando un calcio, non c'è manco l'alibi, eravamo stanchi, per la Fiorentina ha giocato giovedì e noi martedì, però non si è detto questo, quindi vedete. Guido, volevo dare un aggiornamento proprio a livello numerico, perché quando noi facciamo vedere gli XG, il sito Understat ce lo porta in completa parità, 1,77 1,77, però se utilizziamo SofaScore, 1,69 il Napoli, 2,11 la Fiorentina, il che rispecchia un pochino di più quella che è stata la sensazione di pericolosità che mi ha dato la Fiorentina. Però ricordiamo che sono parametri diversi. Ho fatto un terzo collegamento con un'altra app con cui io seguo il Napoli e anche mi confermano 1,64 Napoli, 2,11 Fiorentina. Quindi adesso noi dobbiamo continuare a utilizzare questo per una questione di omogeneità, perché abbiamo cominciato all'inizio del campionato e dobbiamo continuare con Understat. Però dall'anno prossimo cominceremo a utilizzare SofaScore, che mi sembra un pochino più attendibile come scelta di quanto punteggio dare ai vari tiri. E Luigi, poi dopo ascoltiamo un paio di vocali che mi sono arrivati in tempo. Luigi ti dice: voi dite, a me sembra che i colleghi opinionisti locali siano ben compatti nella difesa, nell'impartire gravi responsabilità alla squadra. Kvara e Osi ridotti a bersaglio. Hanno appena massacrato chiedendo l'esono di Garcia. Ti faccio notare che Italiano si è lamentato che loro comunque non hanno fino a prima questa partita una grande percentuale di realizzazione. Delle sorelle, Napoli sta veramente inguaiata, cioè la Fiorentina è il 56, il 19 quello totale, l'Inter è il 48, 15 totale, la Juve è il 40, il 12,7 totale, la Lazio il 40, l'11,49, il Milan 41, la Roma 51, il Napoli 37. E loro e Mourinho Italiano si lamentano, per dire. Kvish a destra e Lindstrom a sinistra. In effetti Lindstrom entra dalla destra e poi viene spostato subito e viene dirottato Kvara a destra. No, forse perché non stava concludendo nulla e ha provato a cambiare di fascia, tanto Kvara può essere devastante sia sulla destra, a parte che Kvara, parlando un po' di campo oggi, all'inizio della partita abbiamo visto che si accentrava molto per quest'idea poi è tornato a giocare molto sulla fascia, abbiamo visto un sacrificio evoluto, è stata brava la Fiorentina, è stata una sua scelta con Zelinski che si è dovuto abbassare molto in un ruolo quasi da De Rossi,
È stata la partita dove Zelinski è stato più impreciso negli appoggi, perché poi la coperta è quella. Che lo paghi, è giusto, ha fatto proprio il mediano a un certo punto, anche un salvataggio proprio in scivolata. Diranno, perché ho sentito la condizione del Napoli, la Fiorentina ci ha stuccassati. Oggi il Napoli ha corso 116 km, la partita dove ha corso di più. Quindi la media era 108-109 di tutte le partite. Esattamente, la media era 108, detto, quindi è scarsi. Quindi che abbiamo rincorso, Guido, perché abbiamo rincorso, ho detto, e quel rincorrere abbiamo visto degli appoggi e hai anche quanto ha corso la Fiorentina sotto mano? Aspetta che te lo dico, apro il file, sì, perché nel frattempo ascoltiamo un vocale mentre recuperi questo dato. Alberto. Ciao Valerio, personalmente dirò una stronzata, però se io vedo che passi dal 4-3-3, si fa male Anghissà, metti Raspadori, ho pensato va bene, scelta coraggiosa, passi al 4-2-3-1 o 4-4-2 o 4-4-1-1, non fa niente, abbiamo capito qual è lo schema, interessante, cambi modulo, benissimo, poi ripassi al 4-3-3, secondo me questa cosa dimostra anche, cioè fa anche in modo tale che Garcia mandi un messaggio ai giocatori: io non so che cosa voglio fare, che vuoi fare, che cosa vuoi fare, come la devi risolvere questa partita. È interessante questa cosa, Guido, perché potrebbe essere che comunichi un po' di confusione. Lui sullo 2 chilometri in meno, ti rispondo subito. 2 chilometri in meno, quindi pressare non significa correre a che loro ci hanno pressato, abbiamo corso più di loro in seguente. Questo volevo capire. E torniamo al vocale molto interessante. Esatto, quindi perché lui aggiunge Raspadori, quindi aggiunge quello che è, poi lo puoi mettere anche Mezzala, ma quello che è a tutti gli effetti una seconda punta vicino sullo 0-1. Poi stavamo sull'1-1 quando toglie Politano e aggiunge Cajuste, quindi dirottando Raspadori ala e ritornando col centrocampo a 3. È un messaggio conservativo che arriva alla squadra? Guarda, superficialmente non mi voglio sottrarre, per dire, può sembrare, però sarebbe da parlarne segretamente con l'allenatore, sapere tutto quello che lui aveva in mente, mosse e contromosse, per dire ho provato a essere più offensivo, anche se ho dovuto adattare un giocatore offensivo più in copertura, quindi quanto perdo lì, ho sbagliato e ritorno all'antico con Cajuste e risposto. E quindi è come se hai bruciato un cambio e mezzo, no? Perché hai detto lo facevi all'inizio. Questo, diciamo, se uno di prima acchito, una cosa del genere può sembrare la valutazione più facile, più immediata, più semplice, e probabilmente in parte lo è anche, però sarebbe da sapere, scusate la ripetizione, tutto quello che aveva in mente Garcia, che poi ovviamente non in questo momento viene chiesto altro. Certo, il Napoli ha cambiato quando si aveva più pelle durante la partita, poi ha finito 4-2-4 praticamente, anche lì con giocatori un po' adattati, però mi verrebbe da dire che Italiano ha preparato la Fiorentina che sapeva quello che doveva fare. Poi c'è sempre uno scarto, Valerio, tra le tue aspirazioni e quello che riesci a fare, però ha avuto uno scarto tra l'aspirazione e il campo, forse addirittura anche superiore, diciamo, abbastanza efficiente, e forse il Napoli non ha fatto quello che voleva fare, quello che aveva in mente Garcia, però non l'abbiamo capito bene. Ci sono state delle partite del Napoli dove noi non riusciamo a capire qual è il piano gara e qual è, diciamo, la pelle del Napoli. Questo lo dobbiamo dire, perché è troppo presto, perché Sacchi veniva mandato a quel paese e poi vinse lo scudetto per 3-4 mesi, l'ha ripetuto più spesso Costa Curta, diceva noi non lo capivamo, e addirittura si girava le spalle e lo diciamo questo qua da dove è venuto e poi è diventato però si avverte una certa confusione. Quello che si è visto oggi, al di là dei numeri, comunque sono numeri che abbastanza ti inchiodano anche nel corso della prima parte della stagione, che sono 10 partite, è quel senso non solo di disordine dove a un certo punto tu hai visto che la partita non l'avresti vinta più, cioè tolto quell'errore di Osimhen, è più un errore perché devi rischiarlo il colpo sotto, il portiere ti è uscito troppo davanti, non la potrai, perché se voi tracciate la linea immaginaria, no, del triangolo che è formato dalla palla e dai due pali della porta,
e il portiere ti ha chiuso perfettamente il suo specchio. Ma io non ricordo bene, l'ha alzata un pochino, perché là magari se lo fai rasoterra poco, ma è uscito veramente è uscito molto bene. Gli è arrivato a 2 metri e mezzo dai piedi, è uscito proprio con non solo con coraggio, con i tempi giusti, Sì. non fortunato come dici tu del Milan, che ha sbagliato e si trova la palla poi dietro. Quindi equivoci tattici ce ne sono, giocatori dimenticati, e vedete che a questo punto l'anno scorso aveva ragione questo scemotto, ma non mi interessa aver ragione, che è una squadra come il Napoli addirittura non può concedersi il lusso di regalare 2 o 3 giocatori. Abbiamo messo ormai in naftalina, lo possiamo dire serenamente, Elmas, che qualcosa di utile può portare. Abbiamo messo totalmente in naftalina a questo punto per questioni interne, per questioni scaturite dal procuratore, che non sappiamo che cosa ci si sono detti anche nel corso di queste settimane, poi lui sbotta in mezzo sta. Però è peccato dimenticare un giocatore che insomma, nessuno nel Napoli, ragazzi, manco Kvara, che uscirà probabilmente un grande campione, è così forte rispetto agli altri che tu dici questo giocatore è 100 e l'altro giocatore è 1. Da permetterti il lusso di dire no, io rinuncio a Mario Rui, Elmas, questo. Secondo me, cioè non è che tu dici da un lato c'hai Maradona e dall'altro c'hai Guido Gentili, puoi rinunciare a Guido Gentili, no? Perché c'hai dei buoni giocatori, qualche giocatore molto interessante, però noi l'anno scorso lo sappiamo bene con i famosi sesti uomini, no? Simeone, Elmas, hanno portato molti punti, molta qualità, molta gamba. Certo. È stata una delle chiavi di lettura vincenti del campionato. Guido, prima di ascoltare un altro vocale, Francesco ti chiede, anche per capire chi è più pronta fra Inter e Milan a vincere la seconda stella, dopo tanto tempo ci puoi ripetere i 7 punti fondamentali per vincere lo scudetto? Sì, che quest'anno non abbiamo. Una società forte politicamente, chiaramente una rosa, perché non è che va una stampa amica, perché una conduzione arbitrale che tra l'altro quest'anno, oggi la partita non è andata benissimo, molto, molto forte, una compattezza dell'ambiente che può avere degli spifferi, però non possono essere finestre aperti o Titanic, eccetera, e poi come un pizzico, come settimo punto, ma è quello residuale, è veramente l'ultimo, ma non è il più importante. Non dico deve essere una stagione fortunata, ma non può essere una stagione sfortunata, nel senso tu non puoi avere dei giocatori chiave che si rompono un crociato, eccetera, non riesci poi quindi questi sono i 7 punti cardinali e io vi dissi, per dire, ma noi l'anno scorso ho detto, per esempio, ci deve essere un elemento di fortissima discontinuità, e l'anno scorso c'è stato un elemento di fortissima discontinuità, che è lo scandalo Juve, che poi hanno deciso di ridurlo a una barzelletta che non fa ridere, tra l'altro, però l'elemento di discontinuità enorme c'è stato. Molto, molto, molto interessante. Prendiamo Vincenzone, magari vediamo se lo devo mettere per 2. Dimmi. Dopo voglio recuperarti una cosa che mi avete detto per il regalo. Prima Vincenzone, che ha priorità. Ok. Comunque io non so chi me l'ha detto, ma la partita non l'ho vista. Col senno di poi ho realizzato di aver fatto bene. Io comunque sono molto contento per il mio fantacalcio. Pensate che avevo un unico giocatore. Invece non possiamo parlare delle cose tue personali nei vocali. Recuperiamo questo qua di Vlakic. Ciao Valerio, ciao amici bellini, sono stato allo stadio, sono di ritorno e niente, è uno spettacolo poco gratificante. Non dobbiamo essere risultatisti, anche se è una partita fondamentale per i 3 punti, ma il fatto è che abbiamo giocato malissimo e condivido pienamente con gli applausi. Io ho applaudito al gol di Nico Gonzalez
E per me Garcia non ha in mano il posto dello spogliatoio, non ha in mano la squadra, non ha ancora capito come voler giocare. Molto pericoloso questa situazione. Ciao Valerio, ciao. In effetti, Guido, a me è scattato in reaction subito. Faccio i complimenti comunque alla Fiorentina che ci ha affrontato bene come doveva affrontarci. E la sensazione anche dallo stadio. Un partitone, non ha meritato la vittoria e gli si fanno i complimenti. Cioè, e non siamo, noi stasera non siamo risultati, siamo molto tristi perché non ci preoccupa il fatto che abbiamo perso con dei segnali che ti portano a perdere altre partite. Non è l'1-3 il problema, è come è maturato l'1-3. Perché da dove dobbiamo partire? Il fatto che, vedi, Alessandro dice poteva pure scartare sulla sinistra, ovviamente con la velocità, poi non ha il sinistro educatissimo Simone, secondo me per questo ha provato col destro. Ma la cosa che sottolineo di questo messaggio è che comunque quell'occasione se l'è creata da solo, come l'occasione del rigore alla fine, perché è un errore di Parisi e quindi osi con quell'istinto killer, però non è un frutto di un pensiero di gioco. Guido, ancora una volta è un rigore contro il Real Madrid, rigore e calcio d'angolo. Cioè quello che sta venendo a mancare è anche proprio l'azione da Napoli che ti porta al gol, perché dai sei devastante, sfianchi le difese e alla fine li costringi anche a fare un errore. Stanno arrivando molti più gol da calcio da fermo che non da azione manovrata. Ma io te l'avevo anticipato. Questa cosa io non vorrei, ripeto, sembra che se no poi dice Guido Gentile vuole difendere Cassi. Mi scrivevo con Tore e lui mi diceva ma no, tu avevi ragione, gli avevo detto che ero preoccupato di questa partita. Ha detto la vecchiaia, Tore, l'esperienza e mi aiuta un po' la memoria per dire. Che giocare da campioni d'Italia pesare molto di più la palla. Se tu rivedi la partita, e poi ti dico quella cosa che ero in debito con voi sulla Block nel Real Madrid eccetera, ci sono state delle azioni, perché 2 o 3 azioni sono state anche belle e spettacolari, dove però non tiro io, non tiro tu. Anche lo stesso Raspadori quando ha passato bravo, quello che ho detto, le Michu vibes. Perché? Perché ha sbagliato 2 tiri, uno l'ha proprio decentrato, uno gli è stato deviato fuori ma usciva lo stesso di 2 metri e mezzo all'Insigne eccetera. Ti pesa il San Paolo e che tu lo senti che hai sbagliato 2 tiri e il terzo non lo tenti proprio. La squadra sta avvertendo, tu hai da attento osservatore ormai, e come me sei diventato totalmente non ideologico. Le nostre ideologie di passione, diciamo di battaglie sociali ce le abbiamo probabilmente, però almeno nel calcio siamo riusciti a sgombrare, no? Così non abbiamo la nebbia negli occhi. Siamo meno pericolosi perché sta venendo un po' meno non solo la precisione, non solo alcune giocate, anche a volte una libertà di testa eccetera, cioè si ha più paura di sbagliare. Poi ci sono stati un paio di azioni anche oggi di Lorenzo dove erano andati in percussione prima bene su quella fascia, però tu non sei arrivato alla conclusione, tu lì devi arrivare. Quante volte quest'anno noi abbiamo visto, ma come? A me interessa che se tu hai sviluppato un'azione in transizione, stai andando un vecchio contropiede, non è che ogni azione è gol, però tu sei 3 contro 1, 3 contro 2 e il tiro ci devi arrivare. Non è arrivare al tiro è una sconfitta per me, perché tu comunque devi riuscire a chiudere l'azione. Poi non se no le partite finirebbero 20-0, no? E questo lo stiamo avvertendo. Io te l'avevo detto, guarda, può essere un problema se non si indirizza subito il campionato. Non si è indirizzato e quindi sono tutti nervosi. Poi ovviamente ti vengono a ridere in faccia e tu mandi a quel paese quello, mandi a questo paese, cioè con l'allenatore, perché poi quando non vengono i risultati, vedi la classifica che non ti piace, senti molto. Stai dicendo che sono fragili mentalmente? Ma no, nel senso che, attenzione, no, non si torna al passato, è una nuova è una nuova, diciamo, situazione psicologica che giustamente loro non avevano mai provato e che può anche essere di insegnamento, così e quanto prima imparano e quanti meno punti si perdono meglio è, però è del tutto umano, ragazzi. Quello che ti volevo dire, che mi fu chiesto il fatto di Lobok, mentre
possiamo dire un concorso di colpe il fatto di Anghissà, e dobbiamo anche riconoscere la qualità del Real Madrid, non vi so rispondere, perché oggi determinazioni spariscono, poi quella comunque c'è, perché ci sono almeno 3 falli su quell'azione e io non saprei stabilire, io non sono arbitro, l'ho fatto per diletto, per imparare un po' meglio il calcio, cioè, però non faccio come quelli, io ho giocato in porta e quindi sarebbe da chiedere all'arbitro che ha arbitrato la partita o Collina qual è quello principale, qual è quello che tu valuti a Collina addirittura. sì, perché poi io ho la mia idea come migliorare il calcio, cioè, quindi sicuramente noi quella situazione l'abbiamo vista un sacco di volte fischiata, quello che poi i bravissimi telecronisti chiamano il cosiddetto fallo di confusione, e l'arbitro ha deciso di non fischiare nessun fallo di confusione, l'azione è continuata e ti pregherei per un mio sfizio, poi torniamo alle domande della partita di oggi, almeno per farvi capire che significa il lavaggio del cervello, di far vedere, come l'ho chiamato, tiro, la cosa che ti ho mandato. Ah sì, il tiro di Valverde. Sì, perché queste cose mi fanno molto incavolare. Allora prendo il primo, poi se noi potessimo far vedere l'immagine sarebbe tutta un'altra cosa, ma purtroppo ci dobbiamo arrangiare con i fermi immagine, perché altrimenti prendiamo 1 e 2. Proprio il tiro quando scocca da fuori e non mano 1 e mano 2, ma proprio il tiro. Ok. Allora, questo è il momento. Premesso che non è un attacco a nessun collega, sono costretto a ripetere, nessun attacco a Meret, non ho nessuno sul mio stato di famiglia, perché già pago una marea di soldi di spazzatura, non posso permettere di mettermi persone sullo stato di famiglia. Però almeno una cosa nel calcio, almeno una, Valerio, ormai abdico pure per i numeri delle partite giocate, i gol, cioè, mi dichiaro sconfitto, però sulle distanze delle linee del campo di calcio, tranne diciamo la lunghezza e la larghezza, come sappiamo può essere leggermente variabili, no? Da un minimo e massimo, però l'area di rigore, l'area piccola, come si chiama? Sappiamo che l'area di rigore è 16,50 metri. Vi feci già vedere che più o meno le linee di calcio vengono, cioè quelle dell'erba tagliate da un lato o dall'altro, tagliate a 5,5 metri, tant'è vero che la linea scura termina con l'area piccola del 5,5, poi quella che sembra più chiara termina proprio esatta al disco di rigore, che sappiamo essere 11 metri, l'altra che sembra più scura termina alla linea dell'area di rigore, che manca a fare apposta 16,5, quindi è molto plausibile pensare che le linee non sono linee, nel senso che il verso in cui viene tagliata l'erba, che sembra darti questa linea scura, è di nuovo quella chiara, eccetera. Allora tira quindi a 1,5 metri dall'alta linea scura, leggermente in diagonale. Quindi se la matematica, almeno questo nel mondo del calcio, è 16,5 e 5,5, 22 e un altro mezzo, già ha tirato da 23,5 metri. Allora sentire in trasmissione il tiro da vicino, ha scoccato dal limite, come si chiama, perché bisogna giustificare, io non sto accusando, il tiro è forte, 150, cioè hanno calcolato che era 94 km all'ora, un altro sito 97, facciamo pure 100, però il tiro è stato scoccato da 23 metri, ragazzi, forse un po' di più perché non è perfettamente perpendicolare e non ci piove, però l'opinione viene creata sulla base di informazioni distorte. Poi sentire dire che comunque l'ha parata perché bisogna attaccare Garcia nelle trasmissioni, no, la palla gli è passata proprio sopra la mano, come oggi, no? È stato sfortunato perché è rimbalzato, però le linee del rigore sono 16,5 metri e le linee, cosiddette linee, cioè il verso con cui viene tagliata l'erba, ci aiutano a stabilire e sono fatti apposta perché poi aiutavano prima dell'introduzione del fuorigioco elettronico anche a aiutarti. Sì, non la tocca con la mano, noi purtroppo non possiamo far vedere l'azione là, vi dovete, però l'ho vista, rivista, dovete fidare. Sì, cioè, anche perché non avrebbe senso che vengo qui semplicemente a dire quello che gli occhi vedono, no? Dire era angolato, no, era proprio sulla mano, eccetera. Però non è attenzione, non stiamo colpevolizzando Meret. Infatti Garcia ha fatto notare non lo dobbiamo far tirare libero, che è una delle cose che ha reso grande negli anni la Juve, che timorava tutti i tiri, e noi non siamo molto bravi, ma storicamente a murare. Kim lo era. E dobbiamo sottolineare che questo Nathan ha un grande cambio di campo.
Questa è la sventagliata che io mi permetto. Per fortuna, uno dei video più visti sul canale è proprio l'arrivo di Nathan, visto che si può dire che è arrivato un pochino tardi come nel mercato, no? E quindi, dato che c'era grande attesa, quando io sono potuto uscire con il video Nathan De Sousa, così, è stato il video più cliccato, tra i più cliccati del canale. E in quel video noi, nell'analisi che facemmo anche in fretta e furia senza approfondire, da quei pochi ho visto questo da braccetto a 3 brasiliano, c'ha questa sventagliata sull'esterno alto, diciamo, di destra, molto molto precisa, e sta cominciando a prendere coraggio e a farla. Sì, perché oggi, se dobbiamo così un po' di sorriso incominciare a vedere qualche nota positiva, anche se è proprio nota positiva, un'espressione che si dice in italiano, ma se ci pensi non significa assolutamente nulla, qualche elemento calcistico, dai, diciamo meglio, positivo. Abbiamo visto che dalla partita con Pitino timidino ha incominciato a tirar fuori anche una personalità che urla ai compagni, eccetera, ed è importante avere dei giocatori che hanno questo cambio gioco da una parte e dall'altra del campo sul piede di Moletano molto preciso e non buttato, scavalcando anche il difensore della Fiorentina, perché è una soluzione tecnica e tattica in più che puoi avere e mettere in gioco, soprattutto per velocizzare l'azione e per spostare il lato forte di una squadra e farlo diventare il lato debole, cioè, e in una partita non facile, dove insomma il Napoli è corso spesso a vuoto appresso ai centrocampisti della Fiorentina, possiamo comunque notare che questo ragazzo non si è perso oggi. Assolutamente sì. Ascoltiamo il buon Fabio Versati. Amico mio, dopo lo sfogo da tifoso che ha avuto, provo a ragionare un attimo in modo più lucido. 2 sconfitte interne con Lazio e Fiorentina, 2 pareggi con Bologna e Genoa, siamo fuori dalle prime 4 già. Hai voglia a sperare, la stagione è compromessa. Gassia out, che non c'è nessuno, non andava proprio preso. D'accordissimo con te, con Palladino o Dionisi o magari Tiago Motta, lascia stare, Tiago Motta ha rifiutato, però diciamo bisognava prendere un allenatore con la fame di arrivare, perché si è visto già per il dopo Sarri, dove Ancelotti, io ero allenatore sulla piazza, non ha fatto proprio niente. Napoli questi allenatori non vanno bene, questo gioca con squilibri tattici, non ne parliamo proprio, e poi abbiamo un grande problema, che è il doppio Raspadori e Lindstrom, che non devono vedere più il campo, e uno come Elmas e come Mario Ru, che l'anno scorso ci hanno dato una qualità e una quantità incredibile, questo li lascia in panchina. E questo è, tra l'altro, nel finale Fabio dimostra grande onestà, perché lui era uno di quelli che con Mario Rui ce l'aveva parecchio, però vedi che uno valuta qual è l'impatto di un giocatore su una squadra e dice: in questo momento manca la qualità di Mario Rui là sulla sinistra. Guido, io sono combattuto, allargo la domanda di Fabio, perché io ho sempre pensato che è meglio un allenatore di esperienza che sia credibile per i giocatori e per la piazza. Però quello che dice Fabio sulla fame lo abbiamo visto con Giuntoli, lo abbiamo visto anche con Spalletti, perché Spalletti voleva dimostrare al mondo di essere un vincente anche lui. La fame rispetto all'esperienza. Proviamo a fare, sicuramente sbaglierò, un ragionamento alla fonte. Accantoniamo per un attimo Gassia, il Napoli come sta giocando, eccetera. Di nuovo, non perché lo voglia salvare o giustificare, però accanto non esiste proprio. Prima domanda: perché le strade di Spallettone e De Laurentiis si sono separate? Si continua a fare i Santarelli oppure l'agendina, eccetera. Sì, ma l'agendina è gossip, non è la radice del problema. Ancora Mertens che ha chiamato il figlio Ciro, non è la radice del problema, dovrebbe andare alla radice del problema, perché se tu non trovi dov'è la perdita dell'umido, rompi tutta la casa, ma ancora non è risolto il problema. Seconda domanda: perché gli allenatori che sono stati contattati hanno detto no? Ha sensazione di bruciarsi. Secondo me Tiago Motta ha detto: io se vengo a Napoli mi brucio. No, ma a parte il bruciarsi, quella può essere una risposta, nel senso, io non ti sto dicendo che tu hai torto, però dovremmo incominciare. Perché per bruciarsi? Perché comunque una separazione del genere
crea poi tutto un domino negativissimo nello spogliatoio, che io sarò, appena succede qualcosa, io sono chiamato a dover fronteggiare questo domino. Chiaro. Quindi venendo anche dal perché c'è la panchina vacante dei campioni d'Italia, il come si è arrivato a quello. Allora, ci possono essere tantissime risposte, però sono domande che non sono state fatte, perché la narrazione è: siamo pieni per distacco, ed è stata solo questa. Quando la vera domanda era: perché si sono separati? Proviamo a capirlo. Non lo sapremo mai, perché poi alla fine dovremmo essere loro due, manco stare presenti con loro, perché dovremmo essere il loro cervello, la nostra anima, perché anche quello che gli sono detto può darsi che loro normalmente alcune cose non se ne sono volute dire, infatti. Quindi nessuno lo saprà al 100%, però almeno ci si doveva interrogare perché gli allenatori hanno detto no, visto che era una squadra comunque forte, che aveva vinto in maniera spettacolare, autoritaria, autorevole, legittima, tutte le cose bellissime, perché non è che Guido Gentili distrugge, no, è bellissimo, ma è un aggravante, perché con questa posizione di forza, perché dice e invece qual è la narrazione? Sta distruggendo il giocattolo, non capisce niente, di nuovo stai sfasciando tutta la casa, pure quella di Valerio adesso, ma non sei andato a prendermi da dove è partito l'umido e la perdita, e rischi di rompere, perché è molto facile, cacci l'allenatore, e questa è l'analisi, ma non si sta, perché poi troppi si difende la società, cioè, perché hanno detto no? Allora proviamo a fare un'altra domanda. Ok, invece adesso esiste Garcia, non capisce niente, accontentiamo quelli di Garcia, non capisce proprio niente, proprio zero, come facciamo con Valerio, ma non ti sembra che l'abbiamo già fatto questo discorso con Gattuso? Cioè non sta cambiando nulla, di nuovo incompetente, uno non mette la squadra, stanno a terra fisicamente. Tra l'altro, Guido, aggiungo su di te, l'abbiamo fatto anche con Spalletti. Sì, esattamente. L'abbiamo fatto anche con Spalletti. Allora se uno ragiona e collega il cervello, dice ma non è un déjà vu? Vabbè, però proviamo a accontentare questa persona. Via. Chi viene? C'è di nuovo la fila delle persone che io dissi un solo nome, che è un nome facile, qualcuno l'avrà detto. In questo momento, dopo ho detto, solo gli allenatori più vicini a Napoli, non italiano, può venire a Napoli, che è Mourinho, che però ovviamente non sarebbe mai venuto, infatti non è mai venuto in passato, perché cioè, proprio lui e De Laurentiis, due pianeti diversi, perché la sua storia è più grande di quella del Napoli, ha vinto molto di più, ecco perché non si è sposato con Real Madrid, perché è andato in un contesto che è più grande di lui, non può andare, il suo ego invece non l'ha mai capito, ha vinto comunque un campionato, però non è andato bene. Invece Mourinho deve andare in una piazza dove dice comunque lui ha vinto la Champions col Porto, con l'Inter, ha vinto il campionato in Inghilterra, e nel Napoli dice ha vinto la Champions, no, sì, la Coppa UEFA, ma pure io l'ho vinta col Manchester United, hai vinto? No, hai vinto il triple, sì. Quindi tant'è vero che si sta mangiando la stampa romana, che l'ha dato per morto, ma perché lui è molto più grande. Questo a prescindere dal gioca male, 4-3-3 eccetera, ma serviva un cavallo di razza che si mangiasse l'ambiente, anzi che addirittura li usasse come stuzzicadenti, più fate. Però ovviamente non c'è, perché adesso la domanda, ok, il Napoli, io poi non sarò quello che dice Saetkovic, perché non voglio vederlo perdere, quindi non è che per veder cacciare Garzia così perdiamo col Verona, no. Però ho detto ragazzi, chi viene? Chi sta in Conte? Ma Conte non viene a Napoli. Conte va nelle squadre che sono le più forti a vincere il campionato quando non devi fare, diciamo, una Champions importante. Quindi si prende una marea di soldi, si è fatto pagare anche lo straordinario dall'Inter andandola via perché aveva capito che non era già la più forte, cioè dal Tottenham, cioè voi pensate, però poi domani viene annunciato Conte a Napoli, io dico chiedo scusa, ma insomma non ci sono le condizioni economiche, non ci sono le condizioni tattiche, non ci sono le condizioni del campionato, perché figurati, quello sta sempre a lamentarsi che non li comprano i giocatori. Pure quando gliel'erano comprati, infatti l'unico così è Zidane, ma no money. No, non è Zidane. Zidane è un altro, diciamo, che è un allenatore buono per determinati contesti. Noi stiamo in un brutto cul-de-sac, eccetera, perché, chiaramente qualcuno però adesso dobbiamo tifare che Garcia faccia benino,
perché più fa male e più veramente cioè che può venire solo Capello, ma si è ritirato, no? Gagliardo me lo dicono spesso, però io ho ripetuto le parole di Fabrizio Romano, che ha detto Gagliardo va solo in una piazza europea di top, cioè si muove da lì solamente se lo chiama un Barcellona, un Real Madrid. Allora dobbiamo dirci la verità. Io non la volevo dire, però così tu me l'hai servita sul piatto d'argento, che sarebbe servito Paolo un accordo plurimo di tutti i colleghi che quest'estate, oltre a un bel bagno a mare, l'Italia offre, già solo l'Italia, poi si devono andare all'estero, delle opportunità splendide dalla Liguria alla Sicilia, a parte insomma sicuramente una bella stagione balneare, un bellissimo, convinto, radicale, altro che Achille nello Stige, bagno di umiltà. E queste frasi che non significano niente, non hanno manco soggetto, predicato e complemento. Siamo in Napoli, non significa nulla. Siamo in Napoli, siamo una realtà piccolina che ha vinto pochissimo, anche perché abbiamo questo snobismo che è meglio con le coppette, e che dobbiamo costruirci mattone per mattone. Però Emery ci disse no, preferisco rimanere a Siviglia e farmi un'altra coppa, e comunque va bene, questo per noi, questa credenza obellicentrica, vedete poi il caso del razzismo, ci fa credere che siamo così speciali. Lo diventi quando hai determinati giocatori, e noi l'abbiamo avuto questa opportunità perché i giocatori attirano gli altri giocatori. Antonio Careca, che io avrei nominato anni fa, la prima cosa che avrei fatto se fosse stato De Laurentiis è chiamare Antonio Careca e nominarlo vicepresidente del Napoli. Poi vi spiego il perché. Però Antonio Careca aveva firmato col Torino, ma lui aveva il sogno di andare a giocare con Maradona, e considerate che Antonio Careca è ancora diciamo, brasiliano, e Brasile e Argentina proprio per un brasiliano che adora, ed era fatta col Torino. Se ancora in quel periodo nel Torino giocava un giocatore che aveva una classe immensa, un signore che era junior, e gli disse: io so, perché poi gli parlava, i giocatori si parlano, che tu hai questo sogno, si vocifera che Moggi stia mandando tutti a quel paese e forse passa al Napoli. Se tu non vieni, lui doveva solo andare a mettere la firma a Torino, se tu mi dai retta Moggi ti porta. E lui ha detto: il mio sogno, però aspettava il suo avvocato, cioè spingeva. Moggi andò al Napoli, e perché Ferraino non lo voleva Careca, come prima medaglia si mise a petto questo fatto che portò Antonio Careca, perché aveva il sogno Careca di giocare con Maradona, e con tutto che Maradona aveva Giordano e Carnevale. Infatti Carnevale, quando vide Careca, lo ha raccontato anche lui, dice: io quando gioco più qua. E poi comunque giocava, fece anche 2 gol col Bayern Monaco di testa, una semifinale pazzesca, un giocatore, infatti diciamo cominciò a diventare quasi interno fluidificante, perché ha detto: io qua devo portare la borraccia, che è un po' quello che dissero Raspadori e Simeone l'anno scorso con quella forma straordinaria di Kvara. Sì. È vero, grandissimo Ottavo Bianchi. Quindi per dirvi che una, per esempio, delle forme di attrazione è che poi determinati giocatori, a parte che ti fanno giocare meglio, Zanetti ha detto una cosa bellissima una volta in un incontro pubblico, che lui non solo ringraziava, Zanetti è un grande esempio di sportivo, eccetera, non come quello che oggi è morto e poi va a segnare, che i tuoi compagni che non giocano poco in panchina sono i primi che ti fanno allenare meglio, ed è un lavoro oscuro, sporco, che non vedono i tifosi. Giusto con Anghissà. Quindi allenarti far giocare meglio con determinati compagni ti fa rendere molto di più e migliori. Cioè, se tu ti alleni con Maradona, lo so che sei Zola, quindi il talento ce l'hai, ma non è la stessa cosa se si fosse allenato Zola con Guido e Valerio, cosa che ci ha insegnato Mertes. Quindi quando c'erano Higuain, Albiol e tutti quelli là, e Mascherano sta venendo a Napoli con Ames, e ovviamente poi tu avevi Albiol, Mascherano, Higuain, eccetera, cioè era più facile aggiungere un altro, anche i parametri zero. Quindi avere un bagno di umiltà, dici: siamo in Napoli, ok, siamo in Napoli che l'amiamo tantissimo come nostra squadra, però dobbiamo contestualizzarsi che non siamo un centro di attrazione mondiale per giocatori e allenatori.
Come possiamo diventarlo vincendo, ragazzi? Cosa c'è da vincere? E comunque siamo indietrissimo perché sono incolmabili. Quindi io ho visto e stavo accennando agli amici Perini che volevo fare un approfondimento extra Napoli su Beckham, perché c'è una nuova serie. Bella documentaria. Ed è straordinario perché ti fa vivere, ti fa capire lo spessore che era inarrivabile del Manchester United, perché Beckham nasce lì e da piccolo, quindi là è proprio la famiglia. Poi quando cominciano a esserci dei problemi e chiama il Real Madrid, tu dici caspita, però Manchester United è la mia famiglia, ma il Real Madrid non si dice di no. E poi anche lì, insomma, i galattici eccetera eccetera, però Capello gli consiglia, dice tu adesso stai a Los Angeles, va benissimo, ma se vuoi continuare a essere importante per la tua nazionale devi andare un po' al Milan. E dice però caspita, il Milan, e si vede proprio dai suoi occhi la differenza che ci sta quando dici delle squadre che hanno vinto, e dobbiamo ammetterlo e basta, che hanno vinto e quindi hanno sviluppano una fantasia nel tifoso e quindi anche nei giocatori che è qualcosa di inarrivabile. Servono proprio tanti anni di storia. Sì, ti fa capire anche un'altra cosa, quello che hai detto tu è assolutamente giusto, vero, e lo condivido. Tra l'altro diciamo, mi ero appena espresso in questo modo, che la gente dimentica che questi ragazzi, a parte sono molto ragazzi, alcuni è molto anche belli, Beckham è un bellissimo uomo a tutt'oggi, no? E quindi hanno le emozioni, le pulsioni, i desideri, a parte super fuori serie, chiaramente anche le crisi, no? Beckham era un matrimonio di plastica finto, dato per finito un sacco di volte, no? Non è il mio, no? Però diciamo il gossip, la pressione mediatica che ha dovuto sopportare, perché come sappiamo la moglie di Beckham è una delle ex Spice Girl, tra l'altro quella più glamour, no? Nel documentario si vedono, comunque si inserisce anche il tema di questo mai chiarito presunto tradimento, eccetera, e come la famiglia ha dovuto affrontare e quanto influiva anche calcisticamente, perché tra l'altro questo è avvenuto nel suo momento di maggiore fama possibile, tu sei arrivato al Real Madrid e quindi vedi, da un lato tu vedi, è arrivato al Real Madrid, è arrivato al top, però quello coincide anche con un momento molto delicato della sua famiglia, ecco perché poi lui va a Los Angeles, Valerio, non solo calcisticamente, ma per salvare il matrimonio. Non voglio essere esattamente, perché Vittoria non voleva stare in Spagna assolutamente, e sia chiaro, Guido Gentile non è un gossiparo, però è un giornalista critico cinematografico eccetera, quindi amante e anche giornalista di calcio eccetera, quindi quello là è proprio perfetto per me, diciamo, ed è un aspetto che hanno toccato con grande pudore, con grande, e poi hanno fatto un altro figlio, ho detto. Però queste scelte di vita, no? Non stiamo divagando. Fammi rispondere. No, però poi ti chiama il Milan. Ma è importante. Io vedi, è proprio questo, è proprio Luigi che devo rispondere. Se noi pensiamo che esiste solo il Napoli, il calcio non lo dobbiamo guardare. Esattamente. Noi non stiamo divagando, noi stiamo parlando di uno dei più grandi campioni del calcio, perché Beckham è stato uno dei più grandi campioni. Andate a vedere come tirava Beckham i calci di punizione, come tirava lui i cross, che se aspettiamo un cross decente al Napoli hai voglia. E stiamo parlando di squadre che poi si impongono nel panorama internazionale. Noi stiamo parlando chi viene a Napoli come allenatore. È per questo che parliamo di Real Madrid, parliamo di Manchester United, parliamo di situazioni che ci devono inserire in un contesto. Noi non siamo queste squadre. Allora, stiamo divagando. Facciamo questa domanda a questo signore, no? Che non è una domanda provocatoria. Mi deve dire, appunto, vedi Careca, ma c'è la Maradona. A Napoli quale grande giocatore è venuto negli ultimi 35 anni? Se mi fa un elenco dei grandi giocatori, vai Luigi. Magari Garcia sta nella stessa situazione di David, perché Modena è una figlia. Bravo Sirox, questa è una delle cose di cui nessuno ha parlato. Garcia si deve vedere tutte le partite anche dei giocatori del Napoli, ed è stata una critica che ho fatto anche io, perché questo è il suo lavoro e non esiste proprio che non si vede niente. A bambino piange, cioè nel senso doveva nascere, adesso è nato, stiamo parlando di un infante. Sta nelle situazioni ideali Garcia per lavorare? Sicuramente no. Deve fare il professionista? Sicuramente sì. Ci vuole poco a fare meglio di Garcia. L'unico giocatore, te lo dico io, grande che è venuto a Napoli è Higuain, basta. Higuain era l'unico che mi era venuto in mente. Perché
aveva già lo status. Ecco, Lavezzi è diventato dopo, Cavani è diventato dopo, sono tutti diventati dopo. E allora non stiamo divagando, bisogna anche essere umili. Esatto. Pur non portando i risultati. Francesco, io oggi sono entrato un'altra volta in un negozio di articoli sportivi qua, la prima maglia che si vede è quella del Manchester United, non c'è niente da fare, intorno ci sono altre maglie che spendono molto per il merchandise, ci trovi il Tottenham che spinge molto, ci trovi il Paris Saint-Germain ovviamente, ma la prima maglia è quella del Manchester United e resterà. Higuain ci dicono, Albiol un po', Higuain era più forte di Osimhen, è chiaro, ma Osimhen si è fatto qua, non c'è dubbio. Hamsik anche è diventato grande al Napoli, certamente. Reina e Albiol forse? Ma sono dei signori giocatori, attenzione, io sto parlando di Lo quei Zano giocatori, considerato un grande giocatore al Napoli. diciamo quei giocatori, vedi, Beckham ha fatto una carriera in Manchester United, che era in quegli anni la società più ricca per tutti gli anni, poi come fatturato, cioè, ti chiama il Real Madrid e tu il Real Madrid è il FAR, tu arrivi nell'Olimpo, eccetera. Come dice Valerio, poi vai nel Los Angeles Galaxy e non era un giocatore finito, ma lì c'erano anche questioni, ti chiama il Milan e tu nella pausa vai nel Milan. Se l'avesse chiamato il Napoli e il Napoli non fece questa operazione, sarebbe venuto a Napoli? No, rimaneva a Los Angeles. Ma tra l'altro Capello non gli diceva, ma gli diceva vai al Milan, cioè Capello sa che in quel contesto di società Beckham avrebbe avuto i compagni giusti per allenarsi, per ritornare in forma, perché il campionato americano non è allenante, devi stare lì anche se non giochi. Poi mi rendo conto, Valerio, e penso una lancia in tuo favore, ma tu ormai sei stato portato sulla cattiva strada, questo mi prendo io solo esclusivamente tutte le colpe, è colpa mia. Quindi, ma non lo sto dicendo ironicamente, nel senso è veramente colpa mia. Io non vedo il calcio nel singolo episodio. L'ho sempre visto legato al passato, al presente e al futuro, ho un orizzonte molto 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 ampio e soprattutto non vivo di solo calcio, come tra l'altro qualunque persona, anche quelli ossessionati alla Sarri, eccetera, poi alla fine avranno una moglie, una cosa, se è rotta la macchina che ci prendiamo, questa piuttosto, quindi è già un atteggiamento folle. Poi se volete sentirvi dire le cose che diranno e si stanno dicendo per settimane, tutte le stesse, sempre le stesse cose, uno si potrebbe pure annoiare e sentire invece un discorso un po' più ampio. E tra l'altro è attualità, perché sta uscendo adesso e il mondo ne sta parlando di questo documentario, perché non sta parlando del Napoli Garcia che sta andando bene. Il New York Times ha parlato del Napoli di Spagnetti e soprattutto degli scandali della Juve. Non ci sono articoli, vi do io che sono abbonato sul New York Times del Napoli in queste settimane, perché non siamo l'ombelico nel mondo. Del documentario di Beckham ne ha parlato il mondo in queste settimane. Vi do questa notizia. Quindi in realtà sarà che Valerio e io siamo più internazionali e abbiamo uno sguardo leggermente meno miope del nostro unico ombelico lì, e allora siamo anche un po' più attenti con le nostre antenne, eccetera. Però la chiudiamo subito questa parentesi. Però intanto Lozano ci fece sapere che non gli passavano la palla, che tra l'altro si è trovato pure da solo, senza nessuno, durante la pandemia, eccetera. Quindi non è oggi è stato votato Man of Match, Lozano sta facendo bene nel PS2. Quindi che ci fossero degli attriti perché un certo giocatore del Napoli era incazzato che prendeva più di lui, questo appena arrivato, ma perché nelle scuole non ci sono, quando giocavate a scuola, gli attriti tra compagni eccetera, ma amplificateli con molti più milioni, figurate come se non ci sono queste cose. E comunque io lo vidi quel Juventus Manchester United a Torino e stavo proprio nella fascia dove stava Beckham. Valerio c'aveva un piede, tu lo vedevi come proprio scoccava quelle cose, era un taglio di quel la palla la sapeva calciare Beckham. Poi se ne è anche goduta la vita, perché comunque è un bello guaglione. Era bellissimo in tutti i modi, si tagliava i capelli a zero ed era ancora bellissimo. Mi sembra che Guy Ritchie gli ha fatto fare un cameo imbruttendoli in Re Artù, che è uno dei boia, sì. E anche col trucco imbruttito non riesce a essere brutto. C'è un film di Luciano De Crescenzo abbastanza brutto, però io adoravo Il Maestro, dove c'è la scena con Isabella Rossellini che dicono trucca, fammela diventare brutta, non è possibile, cioè, Beckham ha anche truccato da
da boia, comunque lo vedi che ha dei lineamenti belli. Bielsa ci chiedono, che ne Ma non pensate? sta allenando la nazionale? Dovrebbe essere andato all'Uruguay. All'Uruguay, hai detto. Così pure, così avevo sentito anche io. Più che altro Bielsa devi metterlo in un contesto dove la vittoria per lui non ha alcun senso. Ricordiamo quella frase di Bielsa, cioè la vittoria che non serve a niente, c'è la sconfitta che ti aiuta poi a migliorare. Quindi per lui la vittoria, il contesto della vittoria non ha senso. Ricordiamo che è quasi iniziata la sua avventura in Italia con la Lazio e lasciò praticamente il giorno prima. Fu quello il momento in cui venne messo Simone Inzaghi dalla primavera a guidare la Lazio, perché Bielsa se ne andò. Non so nemmeno bene il perché, qualche incomprensione con lo titolo, non lo so. Facciamo un recap invece, così accontentiamo gli amici bellini, quelli un po' più sofferenti, quelli che non amano le sbagliate divagazioni di Guido. Possiamo incominciare a ipotizzare che ci sono dei, non chiamiamoli titolarissimi, dei giocatori su cui Garcia fa più affidamento. Possiamo ipotizzarlo? Fa estrarre la spada del film King Arthur, il volto sfregiato ma si riconosce. I miei amici sono forti. C'è qualcuno cinefilo, eccetera. Visto che mi devo far perdonare, ma questa è la settimana dove tornerò in video perché mi staccherò il telefono, perché possiamo ipotizzare che ci sono giocatori di cui ha più fiducia, non chiamiamoli titolarissimi, con cui preferisce partire prima, anche se hanno giocato in settimana la Coppa. Questo facciamo una base di valutazione, nonostante la narrazione farà 4 cambi, come si chiama, questa formazione, che tra l'altro è molto simile, tranne Kim, alla formazione tipo di Spalletti. Certo. O no, ragazzi, Anghissà, Zelinski, Bocca, no? Il grande cambio, però vi ricordo che l'anno scorso si divisero i minuti quasi in maniera simile, Olivera e Mario Rui. Quindi non è che diciamo uno era proprio il pippone clamoroso. Questa è una delle prime grandi novità, ma ha fatto malissimo perché oggi il primo gol sulle spalle c'era anche Di Lorenzo che non chiude al centro, poi il tiro va sul palo, quindi poteva essere già quel gol sul palo, attenzione, sì, perché a Mammeretti battuto, diciamo, poi cambia lato della porta e si prende il gol in mezzo alle gambe. Perché negli ultime partite il capitano è sembrato appannato, come giusto che sia, non è un robot. Quali sono i cambiamenti tattici? In queste partite si è detto, perché si era stretto, ci hanno rotto le scatole, che si era tornati a Napoli di Spalletti, si ritornava a giocare bassi, squadra più stretta, pressing, eccetera, eccetera. E cosa che non sta funzionando? Se la squadra è più o meno la stessa, si stava giocando... innanzitutto siamo campioni d'Italia e pesa molto diverso. Abbiamo un giocatore che probabilmente emotivamente, per tante ragioni, non sono nelle stesse condizioni tra rinnovi, chi è scontento, chi è impaurito dello stesso anno lì. Probabilmente alcuni giocatori non si sono presi con l'allenatore, ma è solo per colpa loro o perché tutto l'ambiente gli ha detto ti fa giocare noi. Sono tutti interrogativi legittimi che ci possiamo fare. Però non... I numeri dicono che non è i numeri nel senso di valutazione delle varie prestazioni, non dicono che sono così disastrose. Il problema è che si fanno molti meno punti nonostante i numeri non sono crollati, e questo è un brutto segnale, perché paradossalmente, la chiudo, sarebbe molto più tranquillizzati. Tu dici, Valerio, Guido ti dice non stiamo tirando il prendiamo 4 volte tanti tiri che prendevamo siamo prima crollati. E non è che possiamo aspettarci di vincere tutte le partite, è per forza che le stiamo facendo male. Invece di 2 tiri a partita ne prendiamo 8 nello specchio e 25 fuori dallo specchio, grazie a cavolo, no? E invece questo è il dato preoccupante, che nonostante abbiamo tenuto botta su alcuni dati e sono migliorati altri, le prestazioni a volte sembrano sfilacciate e l'efficacia di queste prestazioni è del tutto deficitaria, perché abbiamo troppi meno punti rispetto all'anno scorso. Credo che così abbiamo fatto una valutazione onesta, serena, e siamo ritornati nella carreggiata della non divagazione. Siete contenti? Guido, io ti abbraccio, siamo arrivati a 2 ore e 20 questa volta, era inevitabile perché poi in tanti sono rimasti collegati e io ringrazio l'Oasi Azzurra. Sì, mi rendo conto che però
ragazzi, in questi momenti si vedono i veri tifosi, quelli che non abbandonano la nave, la baracca quando il mare è in tempesta o quando c'è troppo vento. È chiaro, è bello quando si vince, si gioca benissimo, figure, auspichiamo di ritornare immediatamente a quei tempi, però in questi momenti che si fa quadrato e poi si vede chi ha veramente la maglia azzurra e chi è un po' scolorita. E quindi fiducia, tanto vi ringrazio per la pazienza, un caro saluto alle amiche belline, agli amici bellini e a Valerio, e lo ricordo a tutti gli addetti della segnaletica stradale, in particolare mi faceva notare Valerio a quella proprio di terra e non a quella dei segnali verticali, quella orizzontale, non quella verticale, e non c'è nessun riferimento a trasmissioni e altre cose, eccetera, eccetera, perché già stanno litigando per fatti loro. Noi ci tiriamo fuori. Buonanotte a tutti. Ciao Guido e grazie mille. Allora, Domenico, sì, ne abbiamo parlato estensivamente anche di Gagliardo. A quelli che si sono collegati più tardi perché tenevano il che fare, il che è legittimo, vi consiglio di non perdervela, di recuperarla magari la live, magari anche domani, perché abbiamo bene o male risposto a tutti gli interrogativi possibili e immaginabili. E vi abbraccio, vi bacio, non permettetevi, vedi, perché qua chi abbandona la nave? Nessuno adora la nave. Io andavo a vedere i Napoli in trasferta quando era in B, ed è così che io lascio a tutti gli amici bellini, e vi rimando a domani con analisi tattica. Ci saranno screenshot da far vedere, sfilacciati, non sfilacciati, i numeri, perché al di là delle impressioni è bene far parlare i numeri per capire dove si può risolvere la situazione. Teniamo 15 minuti, biscotti vari, attenzione il biscotto, perché poi il biscotto è quando si mettono d'accordo le squadre, meglio di no, meglio evitare il biscotto, veramente. Comunque questa maglia non è che ha portato poco benissimo.